Ben ritrovati con Sveglia Trieste, un buongiorno a tutti, un buon giovedì 9 di maggio. Vi anticipo i nomi degli ospiti che saranno con noi quest'oggi, ovvero Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Federiga, in nostra compagnia nello spazio tra le 8 e le 9. Dalle 9 alle 10 invece si collegherà in videochiamata Ugo Rossi, che oltre a essere consigliere comunale a Trieste con la lista Insieme Liberi è candidato alle elezioni europee con la lista Libertà. Questi i nostri ospiti. Subito la pagina meteo dal consueto sito dell'Osmer. Nei prossimi giorni un promontorio anticiclonico favorirà un afflusso di correnti settentrionali in quota da est, nord-est, più secche e stabili nei bassi strati. Il quadro per oggi: cielo poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, soffiera bora moderata, a tratti anche sostenuta a Trieste e sul Carso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio sulla zona montana, specie su Alpi e Prealpi Carniche. Temperature minime 14-17 gradi, massime tra i 21 e i 24 gradi centigradi. Per domani, venerdì 10 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, soffiera bora moderata, specie al mattino a Trieste e sul Carso. Temperature minime per domani che sono simili a quelle di oggi, tra i 14 e i 17 gradi, le massime 21-24 gradi. Già le previsioni guardano a sabato e a domenica, dove nella Venezia Giulia il cielo dovrebbe essere soleggiato e qualche eventuale precipitazione si potrebbe verificare soprattutto sulla zona montana, nelle province di Udine e di Pordenone. Andiamo a vedere le notizie dal Corriere della Sera, uno sguardo rapido alla prima pagina. Il caso Toti agita il centrodestra, non lascio, dice Toti, i PM prese soldi da alcune ditte di rifiuti, a casa di Spinelli 220.000 euro. Lega e Forza Italia difendono il leader ai domiciliari. La cautela di Fratelli d'Italia nelle dichiarazioni, l'inchiesta su affari e favori dalla diga alla nautica, che sono al centro dell'inchiesta. Riforma legittima, ma serve anche il doppio turno per il premierato, i dubbi della maggioranza. Il giorno della memoria, papà, la prima vittima delle Brigate Rosse e il lutto violato, scrive Giovanni Bianconi. L'altolà degli Stati Uniti, sospeso l'invio di armi a Israele, l'Unione Europea a Kiev, le rendite dei beni russi. Le due guerre, i negoziati ancora in stallo, e quindi lo sguardo sia al conflitto russo-ucraino che alle tensioni e i bombardamenti sulla striscia di Gaza in Medio Oriente. Nel taglio alto, subito sotto la testata, leggiamo anche le notizie sportive. Champions, passa il Real Madrid, e Fiorentina, gioia di rigore, va in finale di Conference League. Il Corriere poi ricorda l'evento a Milano, oggi Mattarella apre il Civil Week. Buone notizie, la Costituzione siamo noi, di Paolo Foschini, alla pagina 29 del Corriere. Lo schiaffo cinese è l'articolo di Paolo Mieli, che guarda al contesto europeo e poi anche a quello mondiale sul riferimento della Cina e delle mosse della Cina. Caos super bonus, parla il ministro Giorgetti, spalmare i crediti su 10 anni. È un vaillant il piano e le liti. I crediti del superbonus dovranno essere spalmati su un arco di 10 anni, oltre il doppio rispetto ai 4 attuali. Non sarà una possibilità, ma un obbligo, ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e come un vaillant, una volta arrivata giù la valanga, ha prodotto disastri. Scoppia poi la polemica e il rischio esodati. È chiaro che questa dichiarazione, che punta il dito contro chi ha voluto introdurre la misura, ha creato una discussione politica. Al centro, con la foto, Camilla Giorgi, la scelta e il mistero, addio in silenzio al tennis, il nome nella lista dei giocatori che si sono ritirati a modo suo, restando in silenzio. Così la tennista Camilla Giorgi, 32 anni, in maniera misteriosa si è congedata dal tennis. L'atleta di Macerata, 4 titoli vinti, tra cui uno a Montreal, appare nell'elenco dei giocatori che si sono ritirati. Il voto d'odio, scrive Massimo Gramellini, guardando le elezioni di giugno, con le europee in particolare,
e quelli che sono anche i modi dei partiti di muoversi rispetto alle candidature e ai temi. Rai, Bortone punita, poi la vicenda Scurati, il provvedimento, l'Usigrai attacca, caso Scurati, il pugno duro della Rai, l'annuncio dell'amministratore delegato Sergio, procedimento disciplinare contro Serena Bortone. Usigrai all'attacco, inaccettabile, il Partito Democratico dice, è un provvedimento intimidatorio. Queste dunque le notizie del Corriere della Sera. Andiamo al piccolo, nella prima pagina di oggi, il titolo di apertura recita: parti giù del 20% in 10 anni, il dibattito politico nato dal caso della chiusura della struttura di San Vito al tagliamento, scontro in regione sui punti nascita, strutture a rischio in Friuli, Venezia Giulia, ben sopra la soglia minima. Dunque il tema della natalità. Non c'è riapertura all'orizzonte per il punto nascita di San Vito al tagliamento, e quanto emerso ieri in Commissione Sanità del Consiglio regionale, che ha audito i firmatari della petizione da 15.000 firme per il mantenimento del centro, ma il confronto si è ampliato agli altri centri del Friuli Venezia Giulia. Citi in aula ai dati di Agenas, sono stati citati proprio nella sede del Consiglio. I parti sono calati del 20% in 10 anni e sedi come Tolmezzo e La Tisana e in prospettiva San Daniele non soddisfano la soglia richiesta di almeno 500 parti all'anno. L'opposizione ha chiesto quali siano i piani dell'amministrazione per i punti nascita di tutta la regione. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi si è trincerato sulle ragioni tecniche che, sul caso San Vito, la regione ascolta i professionisti e non la piazza. Questo emerge dalla commissione. Folla per Xi Jinping a Belgrado, sì a un futuro comune, la tappa serba del leader cinese. I legami commerciali e non solo fra Serbia e Cina sono stati rafforzati ieri in occasione della giornata clou della tappa balcanica del primo viaggio in Europa post-Covid del presidente cinese Xi Jinping. Salutato da un bagno di folla, la Serbia diventa il primo paese europeo col quale costruiremo una comunità per un futuro comune, ha affermato Xi, ripartito in serata per la tappa finale del suo viaggio Budapest, che sarà dunque meta di queste ore. Da Pechino un messaggio agli Stati Uniti: dopo Parigi, Belgrado e dopo Belgrado, Budapest, le mete del viaggio europeo di Xi Jinping, il primo da 5 anni a questa parte, non sono casuali, analizza Renzo Guolo. Quindi geopolitica per quello che è la scelta della Cina di andare a consolidare rapporti in diversi paesi europei. L'ex presidente Prodi a Gorizia: l'Unione Europea è un pane meraviglioso ma cotto a metà, bisogna fare in modo che un giorno qui a Gorizia, in Nuova Gorizia, ci sia tutta Europa, lo ha detto ieri l'ex presidente della Commissione dell'Unione Europea, Romano Prodi. Gli obiettivi raggiunti tornando alla sanità, pagelle e bonus per i manager, il burlo sale sul podio. Caso Toti, Genova, Toti domani davanti al GIP, indagine anche sulla Maxi Diga, l'inchiesta per corruzione. Il commento di Roberto Weber: quanto vale una vittoria senza votanti? La foto al centro del piccolo ci riporta a Trieste e ci porta in Piazza Perugino, che diventa, secondo il titolo, sorvegliata speciale, e ne possiamo dare di fatto credito. Spaccio, risse e degrado, in campo di sera anche l'esercito per contrastare le bande della zona. Andiamo a Muggia, in un anno oltre 100.000 euro incassati con le multe disposte dal locale, arrivato da Montalcino e in vetrina da Itz il cappotto di Crise. Il cappotto di Stelio Crise e nipoti in questa piccola foto. Sluga, sindaco triestino per Fornia Voltri: amo questi monti. A pagina 10 leggeremo di più. Venezia, il mare che si alza, il Mose è già sotto stress. A pagina 8 l'articolo di Gargioni. Le 21 lettere di Spinelli e Moro, i documenti ritrovati dai carabinieri, e torniamo dunque a parlare di un momento della consegna di questi documenti recuperati dai carabinieri e consegnati agli archivi storici dell'Unione Europea. 21 documenti firmati dall'onorevole
Altiero Spinelli, politico, scrittore, è uno dei padri dell'Unione Europea. Erano a casa di un quarantenne pordenonese appassionato di storia che li aveva messi insieme, esplorando i mercatini e i siti dedicati al collezionismo. C'è anche una rara missiva firmata da Aldo Moro l'1 agosto del 73, quando era ministro degli esteri. Queste le notizie della prima pagina del Piccolo, che andiamo a curiosare all'interno. I parti, la natalità giù, meno 20% in 10 anni, scontro in regione sulla razionalizzazione dei punti nascita. In questo piccolo riquadro, che è colorato di viola, c'è uno storico dal 2013 al 2020 dell'andamento temporale dei parti per punto nascita in Friuli Venezia Giulia, totale complessivo che via via che sono passati gli anni è andato a calare, e sono presi a riferimento la casa di cura San Giorgio, l'IRCS Burlo Garofalo, il punto di Cattinara Maggiore a Trieste, a Gorizia e Monfalcone la sede di Gorizia e la sede di Monfalcone in 2 righe distinte, la Tisana e Palmanova, poi San Daniele e Tolmezzo, Santa Maria degli Angeli a Pordenone, Santa Maria della Misericordia a Udine, a San Vito e a Spilimbergo, e dunque il totale che viene riportato in modo complessivo nell'ultima riga sempre di color viola, e c'è questa evidenza di un andamento a ribasso delle nascite, e quindi anche la scelta di razionalizzare le strutture. La CGIL sui servizi per i disabili, garanzia utenza operatori, il sindacato in allarme per l'attuazione della legge 16 del 2022. Torniamo all'argomento di poco fa, chiusura di San Vito, l'opposizione rilancia citando l'impegno di Fedriga annunciato nel 2022. L'assessore Riccardi dice l'ente ascolta i professionisti e non la piazza, e questo è uno dei motivi in qualche modo tecnici che hanno spinto la Giunta a questa razionalizzazione. Le pagelle e i bonus per i manager sanitari ottenuti il massimo con oltre 30.000 euro. L'attuale direttore generale di ASFO, e quindi l'azienda sanitaria Friuli Orientale, aveva centrato tutti gli obiettivi 2021 con l'ARCS alle sue spalle, Dorbolò del Burlo Garofalo e Tosolini del CRO di Aviano. La valutazione è dettata dal raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, mi correggo, dove dunque il direttore è stato considerato in questo report di valutazione con il punteggio più alto. Allarme abusivi, dice l'ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, che lancia con la presidente Melania Salina l'allarme sull'abusivismo. È l'unico rischio della fisioterapia, afferma Salina, che sia proposta ed eseguita da qualcuno che non è fisioterapista. Da qui l'invito proprio dell'ordine regionale ai cittadini a utilizzare il servizio di ricerca presente sul sito Albo Web, dove è possibile verificare l'iscrizione all'albo di un singolo professionista, quindi fisioterapista. Ci spostiamo all'attualità nazionale. I nodi del confronto politico su cosa gira attorno all'inchiesta del presidente della regione Liguria, Toti. C'è una talpa in casa Spinelli, trovati 200.000 euro. Il governatore domani andrà dal giudice delle indagini preliminari, la somma fa parte dei 570.000 euro sequestrati. La difesa dice mai sconfinato nell'illecito, secondo dunque la difesa di Toti. Oggi l'interrogatorio di Paolo Signorini, che si trova nel carcere di Marassi, sempre in Liguria. Il progetto della grande diga, gli intrecci tra affari e politica, le inchieste parallele che dopo si sono aperte come fascicoli una volta che si sono in qualche modo scoperte le carte. Alta tensione nel centrodestra, freddezza da Fratelli d'Italia, la vicenda ligure riaccende le tensioni nella maggioranza.
Le posizioni dei leader di centrodestra assumono sfumature diverse ed emergono le preoccupazioni della coalizione che diventa fastidio e freddezza nelle fila di Fratelli d'Italia, da dove si dice di dare a Toti il tempo di dimostrare di non essere coinvolto. Strenua invece la difesa da parte della Lega, le dimissioni sarebbero una resa, mentre Forza Italia dà ragione al ministro Nordio che aveva espresso perplessità sui tempi del procedimento cautelare, visto che fra poco ci sono le elezioni. Premierato, rischio e occasione, Meloni rilancia, Elly Schlein fa muro, il Colle non sarà mai più supplente, assicura la Premier, la leader Dem chiama la piazza in occasione del 2 giugno. Il premierato elettivo, andiamo a vedere un po' come funziona, cerchiamo di seguirlo a gradi. Elezione diretta, il principio introdotto con la modifica all'articolo 92 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per 5 anni. Quindi il tetto ai 2 mandati, il Presidente del Consiglio sarà in carica per non più di 2 legislature consecutive, 3 se nelle precedenti ha ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi nel totale delle 2 precedenti. Il premio elettorale sarà assegnato su base nazionale per garantire una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio nel rispetto del principio della rappresentatività. La nomina e la revoca dei ministri. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il governo, nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri. Il semestre bianco viene abolito per consentire al Presidente della Repubblica, se necessario, di sciogliere le Camere in qualsiasi momento. Il semestre bianco sono i 6 mesi precedenti alla fine del mandato che in questo caso viene abolito. La Costituzione non è mia ma del popolo, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mano dura della RAI, Bortone nel mirino, il caso Scurati, come abbiamo visto anche dalla prima pagina, e poi la posizione dell'Usigrai. Andiamo ai conflitti. Stoltenberg in visita da Giorgia Meloni, Kiev non ha chiesto truppe, un'ora di colloquio con la Premier, il leader della NATO ha detto l'Italia è un paese chiave. Poi il ringraziamento per l'invio del sistema missilistico SAMP-T agli ucraini. A Palazzo Chigi l'incontro, qui la passeggiata esterna tra il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a Palazzo Chigi in compagnia di Giorgia Meloni. Accanto leggiamo l'accordo tra i 27 paesi, intesa nell'Unione Europea sugli asset, i profitti dei beni russi saranno impiegati per l'Ucraina come disposizione economica. Gli Stati Uniti frenano sulle forniture a Israele, Hamas dice la fumata nera è colpa di Bibi, Netanyahu è ancora stallo sul cessate il fuoco nella striscia legato al rilascio degli ostaggi del 7 ottobre. I confronti tra le parti sembrano volgere al peggio, l'uscita di Washington irrita lo Stato ebraico. Non si sblocca, leggiamo, la situazione al Cairo nei negoziati tra Hamas e Israele per una tregua a Gaza, e anzi i colloqui sembrano volgere al peggio. Secondo una fonte della fazione islamica il confronto è finito e Netanyahu è tornato al punto di partenza. Ed anche un funzionario israeliano ha ammesso che nella capitale egiziana non c'è stata una svolta. In questo stallo sono proseguiti con intensità i combattimenti a Rafah dopo che l'IDF ha preso il controllo della parte palestinese del valico con l'Egitto. L'escalation nella zona continua ad essere osteggiata dagli Stati Uniti, che hanno mandato un segnale forte all'alleato. Poi la prima volta hanno confermato di aver congelato un carico di armi diretto allo Stato ebraico e stanno rivalutando l'invio di altre spedizioni militari a breve termine, ha annunciato il segretario alla difesa Lloyd Austin, mentre in Egitto la porta della trattativa per un cessate il fuoco resta aperta ma appena socchiusa. In realtà il direttore della CIA, William Burns, è arrivato a Gerusalemme dove ha visto il premier Netanyahu e il capo del Mossad Barnea. Questa mossa degli Stati Uniti di bloccare il carico è vista più come un segnale a Israele piuttosto che la volontà di disimpegnarsi dal proprio coinvolgimento con l'alleato Israele. Gli scenari, l'Europa delle intenzioni, Prodi a Gorizia, no ai compromessi e riuniamola qui, scrive Stefano Bizzi in questo articolo, che poi
completa con la giornata e l'anniversario, la giornata dell'Europa che si svolge ormai ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l'unità proprio in Europa. La cerimonia di oggi a Nova Gorica, la Slovenia, celebra oggi il 20° anniversario dell'ingresso nell'Unione Europea. La chiusura dei nostri confini è un passo indietro nella storia. L'appello a riaprire le frontiere lanciato da SKGZ e i visionari. L'abbraccio tra Mattarella e Pirk Musar a Bordeaux in questa foto. Il futuro di Venezia, cambiamo ancora argomento e riguardiamo le questioni prettamente comunali in questo frangente a Venezia. Ripensare il Mose, lo studio di Ca' Foscari dice evitare gli allagamenti ripaga costi di gestione e problemi, ma con la crisi climatica in atto il sistema non reggerà a lungo, serviranno alternative al Mose, perché l'acqua alta eccezionale come quella che vediamo in foto del 2019 sarà sempre più frequente e quindi anche il Mose piano piano diventerà in qualche modo non sufficiente per poter arginare questo cambiamento. Come funziona? Una diga formata da 78 barriere, obiettivo collaudo finale nel 2025. Le tempistiche, secondo le ultime stime, prevedono che il Mose arrivi al collaudo finale nel 2025, con l'obiettivo di concludere in quest'anno tutti i collaudi funzionali. Il Mose è l'opera ingegneristica di 78 paratoie mobili che salvaguardiano Venezia dalle maree eccezionali. Dal novembre del 2019, mese dell'acqua granda, che portò nella notte del 12 novembre la marea a 187 centimetri, e il commissario straordinario Elisabetta Spizza a seguire passo a passo il termine dei lavori dell'opera. Quando il Mose sarà a pieno regime, sarà consegnato all'autorità per la laguna. La chiusura totale delle paratoie costa all'incirca 200.000 euro. Chiudiamo la pagina per andare poi al collegamento con la sala operativa della polizia locale. Leggiamo: paratoie proprio sotto stress, vanno attivate meno. Il professor Giupponi propone di portare la soglia da 110 a 130 centimetri. Qui l'intervista proprio che avvalora questa scelta per preservare l'infrastruttura. Come detto, ci colleghiamo con la sala operativa della polizia locale per il consueto aggiornamento mattutino tra segnalazioni e traffico. Buongiorno. Sì, buongiorno Gugliotta, lei e tutti i telespettatori. Devo cominciare con una notizia un po' infausta, speriamo non sia niente di grave. Stiamo andando, abbiamo mandato una pattuglia per un investimento di 2 pedoni in Viale Miramare all'altezza dell'ex terrazza mare a Barcola, per intenderci, pane quotidiano. Stiamo andando, non sappiamo ancora bene di cosa si tratti, comunque è segnalato un investimento di 2 pedoni, perciò non è mai una cosa piacevole. Certo. Eventualmente se so qualcosa adesso in tempi utili ve lo dirò. Per il resto, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, abbiamo rilevato un paio di incidenti solo danni, niente di grave. Per il resto altri interventi di routine da parte delle nostre 2 pattuglie. Segnalo la chiusura della via Cisternone dal numero 9 al numero 19, ripeto via Cisternone, per deterioramento del fondo stradale è stata decisa la chiusura di questo tratto di arteria. Abbiamo un senso unico alternato in strada per Catinara all'altezza del curve sopra l'ippodromo, c'è un semaforo che regola, ci sono dei lavori, perciò attenzione a chi transita in loco. Segnalati anche 2 presidi dalle 8 alle 10 in via Gambini, non dovrebbero interessare il piano stradale per quanto riguarda il transito veicolare, però essendo una via abbastanza stretta non si esclude che ci possano essere degli intralci. Poi anche in piazza della Borsa questo non dovrebbe assolutamente interessare la viabilità, comunque ci hanno segnalato dalla questura dalle 11.30 stamattina fino alle 15.30 un altro presidio. Sì. Per il resto il traffico almeno in città è tranquillo, vediamo un attimo come si sviluppa il discorso incidente. Sì. Se volete per il momento vi rimando la linea. Benissimo, casomai ci risentiamo. Grazie commissario De Grassi, buon lavoro, buona giornata. Parimenti a tutti voi. Proseguiamo ancora prima delle 7:30, dove ci fermeremo per la pausa pubblicitaria, leggendo sempre le notizie dal piccolo. Lettere autografe trovate a Pordenone di Spinelli e Moro, sequestrate dai carabinieri e consegnate agli archivi dell'Unione Europea. Queste sono le foto dei documenti e poi dei carabinieri che hanno
di fatto immortalato i momenti in cui sono stati a colloquio anche con chi queste lettere le ha ritrovate e le ha poi illustrate. Gli ideali di nonno Aldo non moriranno mai, il ricordo del nipote Luca. Andiamo alle attualità locali, verso le elezioni dell'8 e del 9 giugno. Un sindaco triestino per Fornia Voltri, Sluga, amo la Carnia, rilanciamo il turismo, ex assessore nel capoluogo regionale con Alleanza Nazionale, torna in politica a 67 anni, sarà il solo candidato con una civica, non ho dubbi, il quorum ci sarà. Breve intervista di Piero Tallandini al triestino Fulvio Sluga, è noto anche nell'associazionismo, dallo sport alla protezione civile. Fare il pendolare non peserà, vogliamo valorizzare un territorio di rara bellezza, ha detto Sluga per quanto riguarda Fornia Voltri. Europee, ordine delle liste, Forza Italia prima, nella scheda il sorteggio in Corte d'Appello a Venezia per il Nord-Est, Fratelli d'Italia nono dopo il Partito Democratico, la Lega ultima. Stiamo parlando della composizione della lista elettorale. Viaggio in Italia fra caratteri e umanità parlamentare, domani nella sede INCE, presentazione dei 2 libri di Giovanni Baiocchi, capo della segreteria della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Addio vaccino AstraZeneca, per l'azienda oggi è superato, il colosso farmaceutico ha escluso ragioni di sicurezza, pochi giorni addietro ha infine ammesso il verificarsi di rari casi di trombosi come effetti collaterali. Fu decisivo durante la pandemia del 2020, da adesso si ripenserà a studiarne invece la formula con l'mRNA. A Berlino un esponente della SPD ferita in testa, è stata sindaca, nuova aggressione ad un esponente politico in Germania, la socialdemocratica Franziska Giffey, ex sindaca di Berlino ed ex ministra della famiglia nel governo Merkel, attuale assessore all'economia a Berlino, è stata colpita alle spalle con una borsa che conteneva un pesante oggetto da un 74enne già noto alle forze di polizia per tendenze estremiste e con disturbi mentali. Ancora gli scout, non più soltanto boy, nome nuovo, apertura alle girl, quelli che abbiamo sempre chiamato Boy Scout, una storica svolta inclusiva. Dall'anno prossimo diventeranno Scouting America, il gruppo resta nella bufera per via degli scandali sugli abusi sessuali. Qui una ragazza scout che fa un saluto alla bandiera degli Stati Uniti. Agenda del re troppo piena, Carlo III non incontra Harry. Il secondogenito del sovrano ieri era a Londra, non ha però visto il padre, che ha invece conferito un titolo onorifico militare all'altro figlio William. Fossato incolmabile a corte, sembra che non ci siano proprio margini per la riconciliazione in famiglia. Rigassificatore di Veglia, via libera ai fondi europei, la Commissione dice sì allo stanziamento di 25 milioni di euro che serviranno a coprire in parte l'investimento per il raddoppio della struttura offshore. Questa è la partita dell'energia in Istria, nel Quarnero, nella Dalmazia, nella pagina dedicata. In questo caso siamo a Fiume, attesa la gara d'appalto per il montaggio del modulo aggiuntivo. Visite mediche, patenti di guida, nuovo regolamento in Croazia, quindi chi deve essere interessato da questo che si aggiorni per non incorrere in eventuali irregolarità. La visita a Belgrado di Xi Jinping, il presidente cinese, l'alleanza su economia e geopolitica fra Serbia e Cina, dall'energia al commercio, firmati 29 accordi dai presidenti Vučić e proprio Xi Jinping. L'Ungheria con Budapest sarà la prossima tappa del leader cinese. Tra Parigi e Budapest un messaggio per gli Stati Uniti, scrive Renzo Guolo, guardando proprio a come si sta muovendo la Cina nei rapporti dei paesi europei e non solo. Gli Stati Uniti tendono la mano, pronti a fare chiarezza sull'arresto di Falcinelli. Riconosciute da Washington le preoccupazioni del governo di Roma, soddisfazione espressa da Tajani, hanno preso le distanze subito. Il caso dello studente italiano, l'apertura degli Stati Uniti, almeno la diplomazia lo ha fatto. Oggi le 5 autopsie, indagato il titolare della ditta Quadrifoglio. Parliamo dell'incidente sul lavoro a Casteldaccia, nella zona di Palermo, con quegli operai che sono morti per le esalazioni di gas tossici all'interno della fognatura. Assolto il fidanzato della stilista impiccata, è stato un suicidio, la sentenza pronunciata dalla Cassazione.
Ancora in fiamme l'Alpitronic Fumo Nero su Bolzano, l'intervento record dei vigili del fuoco che hanno anche invitato tutti a restare a casa nel momento in cui le colonne di fumo erano alte e potenzialmente tossiche. I risarcimenti per Ustica spesi per Rolex e Resort, 2 ex dirigenti di Itavia sotto inchiesta, frontale tra 2 auto, muore una bambina, siamo a Bergamo in un incidente. Andiamo ora noi invece in pubblicità, continueremo con le notizie della cronaca locale, provinciale, cultura e sport, subito dopo una breve pausa. Trovati in diretta con Sveglia Trieste, giovedì 9 maggio, vi ricordo nuovamente gli ospiti di questa mattina, sarà con noi il consigliere regionale della lista Fedriga Carlo Grilli tra le 8 e le 9 in questa fascia oraria, dalle 9 alle 10 saremo in compagnia di Ugo Rossi, consigliere comunale a Trieste con la lista Insieme Liberi, candidato alle elezioni europee con la lista Libertà, sarà in video collegamento con noi tra le 9 e le 10. Sempre dal piccolo, la pagina dell'economia, Allianz hanno record nonostante la crisi, batte in Europa, paura del futuro. Il CEO dice in Germania un anno di preoccupante recessione, innovazione e infrastrutture digitali, seguiamo l'India. Servizi, le cooperative sono in allarme, non si trova personale. La tassa Lagarde si abbatte come un macigno sulle imprese italiane che si trovano tra l'altro a fare i conti con un vero e proprio paradosso sul mercato del lavoro. Sono infatti pronte ad assumere ma non riescono a trovare personale nonostante un terzo della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni risulta inattiva. Terna, crescono i ricavi nel piano industriale, 16 miliardi da investire, questi i conti del trimestre. In Friuli Venezia Giulia 29 milioni investiti in progetti di nuove start-up, l'analisi condotta da Bain e Company Italia, il Venture Capital resiste in una stagione di tassi elevati e frenata economica, i successi della triestina Picosat che si occupa di microsatelliti e della friulana Aindo che invece si occupa di intelligenza artificiale. Pratesi resta alla guida degli agenti di commercio, l'elezione a Udine e quindi la nomina. Acquisizioni, la Veneta K2 rileva EasyMac, alleanza nel settore della carpenteria, finanziamento di Credi Friuli e della BCC di Roma. Super bonus come il Vaillant, le parole di Giorgetti sui crediti da spalmare in 10 anni scatenano la polemica. Movimento 5 Stelle all'attacco, il sindaco di Erto, abbiamo avuto oltre 1900 morti. Spalmare i crediti del super bonus su 10 anni anziché in 4 e con questa mossa che il governo prova a mettere un nuovo argine all'impatto inarrestabile della maxi agevolazione sul debito pubblico. Stop anche alle deroghe parlamentari, promette il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che paragona il super bonus al Vaillant. La diga l'abbiamo messa, ma la valanga era già partita, immagine che indigna le opposizioni che lanciano anche l'allarme sui rischi per le imprese, preoccupazione condivisa dall'ANCE e dall'ABI che avvertono il provvedimento non sia retroattivo o l'effetto sarà devastante. Il super bonus e le misure allo studio, proviamo a fare una sintesi in questo riassunto anche grafico che ha realizzato l'ANSA. I crediti, spalmarli su 10 anni e non su 4 sarà un obbligo e non più una possibilità. Il coinvolgimento dei comuni con un ritorno pari al 50% degli eventuali incassi nel controllo dei cantieri, capitolo deroghe, limitate per le aree colpite da un sisma, le deroghe, terzo settore e per chi è affetto da una grave disabilità con un fondo a copertura. La spesa per i bonus edilizi tra il 15 ottobre del 2020 e il 4 aprile del 2024 è pari a 219,5 miliardi, di cui 160,5 miliardi riferiti ai crediti connessi al super bonus e super sisma bonus, 59 miliardi per gli altri bonus edilizi, quindi la stima, anzi il valore finale della spesa per i bonus edilizi totali, compreso il super bonus ovviamente, tra l'ottobre del 2020 e l'aprile di quest'anno è di 219,5 miliardi. Proseguiamo con le notizie della cronaca di Trieste, le criticità della sicurezza,
spaccio, risse e degrado in piazza Perugino, ora è sorvegliata speciale. In campo durante la sera anche l'esercito per contrastare le bande della zona. Il questore chiude un bar di Viale D'Annunzio per la cessione di stupefacenti. Il questore Ostuni dice: sappiamo i problemi, li affrontiamo mettendo in campo ogni strumento. L'assessore comunale alla polizia locale De Gavardo dice: capiamo la preoccupazione di chi risiede, ma le forze dell'ordine ci sono. Andiamo a sentire proprio le parole del questore Ostuni sulle argomentazioni che sono legate alla sicurezza in città, con questa problematica di piazza Perugino, ma non soltanto, perché il questore estende quelle che sono le indagini e quindi anche gli episodi che si sono verificati ad altre zone di Trieste. Sentiamolo. Facciamo la nostra parte e gli autori di tutto quello che è successo sono stati tutti scoperti, cioè questo lo dico ad onor del vero, sia da parte nostra, da parte dei colleghi dell'Arma, la polizia locale sta facendo anche la sua parte, la finanza che ci dà una mano in tutte le attività che noi facciamo. I fatti sono accaduti, però la risposta è stata molto forte. Non manca l'appello nessuno, i minorenni che imperversavano a San Giovanni e Sant'Anna rapinando coetanei con lo spray al peperoncino, i cittadini nordafricani che usavano piazza Perugino come punto di ritrovo prima dei loro colpi e altri protagonisti di rapine tentate e consumate. Tutti sono già stati individuati. Alcuni di questi protagonisti delle violenze sono minori, altri appena maggiorenni. Il lavoro incessante delle forze dell'ordine svolto in queste ultime settimane con controlli interforze presso tutte le piazze e le vie cittadine hanno permesso di chiudere il cerchio. La città è cambiata negli anni, insomma, la presenza di tanti nuovi arrivi comunque pone qualche difficoltà, qualche problema. Noi facciamo la nostra parte, però ci sono anche altri che devono fare la loro. Il prefetto sta facendo un lavoro eccellente, ha istituito un tavolo sul disagio giovanile che ha già visto una prima riunione, adesso si faranno dei gruppi ristretti, quindi dobbiamo affrontare queste tematiche sotto tutti i punti di vista. Ciò che ha colpito l'opinione pubblica, oltre alla lunga sequenza di rapine e violenze in ogni zona della città, è l'utilizzo da parte dei malintenzionati di coltelli, martelli e spray al peperoncino, un arsenale completo per mettere a segno i propri colpi, oggetti atti a offendere, facilmente reperibili da chiunque. Molto spesso si parla di coltelli, no? La gran parte dei coltelli utilizzati sono coltelli da cucina, quindi che si trovano facilmente anche in casa. Il martello, basta andare in un negozio di ferramente, si acquista anche lo spray al peperoncino, cioè certi sono in libera vendita. Certo, quello che noi dobbiamo fare, noi facciamo la nostra parte, vi assicuro che la facciamo anche molto bene, perché i fatti che accadono poi alla fine li risolviamo tutti. Andiamo a sentire una telefonata prima di proseguire con la rassegna stampa. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Senta, per cortesia, io sollecito per la pensilina che avevo richiesto di sottolongera della capolina 35. Ok. Lo spazio c'è, non ho visto ancora niente e nessuno. Penso che no, c'è qualcosa che si chiama diritto e dovere, mi sento di dire questo, Sì. e sto aspettando questa cosa perché ieri eravamo tutti sotto la pioggia. Parliamo insomma, siamo in un posto fuori città, in periferia, non abbiamo nulla, non abbiamo negozi, non abbiamo nulla, per cui penso che chiedere una pensilina per ripararsi dalla pioggia mi sembra normale, no? D'accordo. Grazie. Scusi, non è che dobbiamo aspettare altri 30 anni per avere questa pensilina. Non lo so signora, non dipende da noi, quindi speriamo di avere una risposta quanto prima. Va bene, grazie. Grazie, buona giornata. Siamo stati forse un mesetto fa, qualcosina di più sul posto, appurando che c'è lo spazio dell'ex tabacchino, dell'ex edicola, chiedo scusa, dove si potrebbe eventualmente posizionare una pensilina. Eravamo proprio sulla curva dove poi gira l'autobus della linea 35 a Longera, una mattina di, ripeto, un mesetto fa circa, considerando proprio che anche chi saliva a bordo dell'autobus in quel momento
ci aveva detto al microfono in diretta in questa trasmissione. In studio, se non mi ricordo male, c'era Umberto Bosazzi, forse c'era Laura Bucarella, ora ho vuoto, e ci dicevano queste persone alla fermata dell'autobus che effettivamente la pensilina in quel punto serve per l'attesa dell'autobus, sotto la pioggia o a causa del vento è un problema aspettare la linea 35. Torneremo anche su questo sperando di avere pronte risposte. Continuiamo con le notizie del piccolo, sempre restando sull'argomento sicurezza, prima affrontato anche con l'intervista del questore. I malori a Roiano, lo spray urticante, le immagini delle telecamere sono al vaglio. L'ipotesi che si trattasse proprio di spray urticante resta la più accreditata delle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco che martedì pomeriggio fino a sera sono intervenuti a Roiano. Il motivo? Una decina di persone avevano lamentato bruciori al petto, alla gola e arrossamenti agli occhi all'interno dei 2 bar che si trovano nell'ex comprensorio della Stock dentro al supermercato Conad in via Montorsino. Molto probabilmente qualcuno deve aver spruzzato una bomboletta al peperoncino propagando nell'aria la sostanza. Chi ha compiuto questo gesto resta tuttora un mistero. Carabinieri presenti sul posto, assieme alla Polizia di Stato, i pompieri e l'ambulanza del 118 intendono ora acquisire le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nel quartiere per risalire al responsabile. La paura dei residenti, torniamo in piazza Perugino, fra i commercianti, girano con i coltelli e anche te li mostrano come è cambiato il rione di via Sette Fontane nel corso degli anni, segnalati tentativi di scasso all'interno dei condomini e in alcuni locali. Sono state chiuse molte attività, ma quelle esistenti funzionano bene, poi alla sera la zona si trasforma. C'è anche chi ha scelto di lasciare il posto auto nel garage sottostante preferendo altre strutture limitrofe proprio per non dover fare il passaggio in quella zona. Nella stessa pagina ancora leggiamo: nasconde droga nelle mutande e la vende in piazza Garibaldi. L'uomo è stato denunciato dalla polizia locale. Abbiamo ancora una telefonata, andiamo a sentire subito. Buongiorno. Pronto? Sì? Sì, la sentiamo, prego. Allora, mi chiamo Marcella. Ho sentito per il gabbettino del Friuli Venezia Giulia che metteranno i pietrini a Barcola senza cemento, perciò alla prossima mareggiata saremo a punto e da capo. Mi scusi, non ho sentito. Ha sentito che a Barcola verrà messo? I San Pietrini Sì? senza cemento. Ah, ok. E perciò alla prossima mareggiata saremo a punto e da capo. Ha sentito? Sì. No. E dopo un'altra cosa, è una vita che passo per la galleria Sandrinelli Sì. e nella mia lunga vita non ho mai visto far manutenzione. Per il 70% è ricoperta dalle mie crene bianche che sono diventate ormai nere. Basterebbe pulire e ripristinare i pezzi mantenuti. Questo è il mio consiglio e la mia speranza. D'accordo. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Andiamo a leggere poi le altre notizie. La banda dei Rolex alla sbarra, chieste pene fino a 10 anni. Attesa la sentenza per gli 8 imputati coinvolti in rapine più un tentato omicidio. C'è anche chi, interrogato, ha collaborato. In 4 hanno chiesto il patteggiamento. In foto l'avvocato Antonio Santoro che segue la vicenda. L'interrogatorio di una delle imputate principali, la donna che risiede a Trieste, e poi le richieste di condanna e il patteggiamento per gli altri criminali. Il procedimento a carico della banda dei Rolex, protagonista a Trieste di 5 rapine, altre 2 tentate e di un tentato omicidio, è ormai alle battute finali. Lunedì prossimo il giudice dell'udienza preliminare Alessio Tassan emetterà la sentenza. 8 i componenti del gruppo, finito nell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla PM Baldovin. 7 sono attualmente detenuti e domiciliari e 1 in carcere. 1 considerato la mente, ma anche esecutore, come si è visto, e latitante, l'albanese Christian Lumai, accusato di aver sparato in gola all'imprenditore tressino Fabio Galgaro la sera del 16 gennaio del 2023 davanti alla sua abitazione di Rupin Piccolo,
con l'intenzione di rubargli l'orologio che aveva al polso. Galgaro si era miracolosamente salvato, la pallottola non gli aveva leso organi vitali, questione però di millimetri. Un nuovo sportello antiviolenza attivato in area Science Park è il primo servizio di questo tipo all'interno di un ente di ricerca in Italia e sarà gestito dal GOAP. Le operatrici hanno detto che le richieste di aiuto aumentano, nel 2023 segnalati 352 casi, il 26% in più. Comunità serba in prima linea su inclusione e disabilità, l'incontro in via Genova. E poi il nuovo campus in via Rossetti, il comune chiede 3 palestre, il confronto con le EDR sull'ex caserma, tra le esigenze elencate dal municipio, oppure un edificio per ospitare 300 persone. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi dice un polmone per le emergenze, non saranno trasferiti plessi. Il comune ha scritto all'EDR, all'ex provincia, per segnalare quali siano le esigenze della civica amministrazione nel quadro del futuro campus scolastico nell'ex caserma di via Rossetti. L'assessore Elisa Lodi chiede, una volta che l'operazione venga completata, e ciò non accadrà prima di alcuni anni, una struttura contenitore in grado di accogliere 300 unità tra scolari, studenti e personale. Cosa significa struttura contenitore? Significa che a fronte di numerosissimi interventi riqualificativi sul patrimonio edilizio scolastico cui il comune sarà costretto nei lustri a venire, ci sarà una base dove sistemare di volta in volta la popolazione degli istituti più ammalorati e pertanto interessati alla ristrutturazione, un polmone come lo ha definito lo stesso assessore Lodi, che fungerà dunque da luogo dove poter ospitare gli studenti, il personale e i docenti delle scuole che saranno via via riqualificate nel corso degli anni. Un compendio dismesso ormai da 16 anni, la storia, in poche battute, della ex caserma di via Rossetti. Ancora una telefonata, buongiorno, prego. Buongiorno, mi chiamo Eli, sono una volontaria del GAU, Gruppazione Umanitaria. Sì. Mi sente? Sì. Ecco. Prego. Allora, mi è successo, guido una macchina di servizio, facciamo trasporto per conto dell'azienda sanitaria. Un paio di settimane fa ho bene con il simbolo dei disabili, scritto volontariato, ed è stato sul cruscotto un esso del comune di Trieste per mezzo di sosta e transito, appunto trasporto di disabili. Mi sono fermata un paio di settimane fa davanti Signora, abbiamo una telefonata disturbata, non è che abbiamo sentito granché fino a questo momento. Avete con quest'auto un permesso del comune, e cosa è successo? Meglio così? No, in verità no, ancora non sentiamo. Pronto? Sì, proviamo ancora. Non ci sentiamo più? Sì, proviamo ancora. Ci dica. C'è ancora in linea? Niente, caduta la linea, siamo qua fino alle 10 se vuole richiamarci per raccontarci l'accaduto. Proseguiamo ancora col piccolo. Dai centri estivi fino al ricrestate in forte aumento la richiesta di posti. Partendo dai più piccoli sono 1704 le domande, quelle dei ragazzi tocca 4416. Il cappotto di Crise venduto da Montalcino in vetrina da Itz apparteneva a Tancredi Biondi Santi, figlio del creatore del Brunello e mentore del bibliotecario che lo indossò per oltre 20 anni, esposto quindi. CISL FP sui consultori, telecamere in arrivo e verifiche sugli orari, la posizione del sindacato. Sequestrati dalla capitaneria oltre 300 metri cubi di rifiuti, il nucleo di polizia ambientale ha ispezionato le aree demaniali da Trieste a Duino con vari depositi di materiale, multe anche per scarichi di acque domestiche. Ancora titoli, meteo, sicurezza e buone pratiche, esperti e confronto sulla navigazione.
Spiaggia ripulita a Canovella con l'elicottero, asportati 150 grossi imballaggi contenenti i rifiuti raccolti sul litorale dopo le mareggiate, intervento aereo necessario per raggiungere la costa. Morrupino, terrano protagonista per la città del vino, e Asgonico mostra sui Castellieri. Siamo agli ultimi giorni di visita. Proviamo ancora con una telefonata, forse quella precedente. Buongiorno. Sì, buongiorno, sì, difatti ho ripreso la linea. Sì. Dicevo che io guido una macchina di servizio del Sì. GAU, Aggruppazione Sì. Umanitaria, e facciamo trasporto di disabili. Sì. La macchina ha tanto di scritto volontariato, simbolo disabili, e esposto il permesso del comune di Trieste di transito e sosta, Sì. appunto per il trasporto dei disabili. Un paio di settimane fa mi sono fermata davanti al distretto sanitario di Muggia per entrare in distretto, ritirare un documento che mi serviva appunto in merito alla nostra attività. All'uscita mi sono ritrovata la multa, un'uscita diciamo 10 minuti di sosta, mi sono ritrovata la multa e c'era il vigile urbano lì. Ho detto sì, mi sono fermata sullo stallo dei disabili, questo confermo. Formalmente aveva ragione di darmi la multa, ma mi sono fermato, ho detto senta, 10 minuti, sono andato a ritirare un documento, ho tutti i permessi, vede che è una macchina di servizio, non è servito e sono stata premiata con 165 euro di multa e 4 punti di patente. Dunque per tutto questo io volevo ringraziare sentitamente il sindaco e i vigili urbani di Muggia per la collaborazione. E buona giornata, non ho niente da aggiungere. Ok, va bene signora, grazie e buon lavoro per quello che è la sua attività di volontariato. Spiace questo sipario che si è generato e che lei ci ha raccontato, però insomma non mi sento di poter e dover commentare una vicenda di questo tipo che l'ha riguardata e ha riguardato la polizia locale di Muggia. Andiamo a leggere, proprio a Muggia in un anno oltre 100.000 euro incassati con le multe, neanche a farlo apposta. Il 50% dei proventi verrà usato per l'acquisto di segnaletica e le manutenzioni stradali, poche sanzioni con l'autovelox. A Muggia nel corso del 2023, in questo caso, dalle sanzioni elevate per l'accertamento di violazioni al codice della strada sono arrivati 100.466,63 euro, ai quali bisogna aggiungere i 621,60 dalle sanzioni derivati dalle violazioni per i limiti di velocità, per un totale dunque di 101.088,23 euro. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 285 sul nuovo codice della strada è previsto che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie debba essere destinata a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia locale, oltre al miglioramento della sicurezza stradale. Per tale ragione la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Polidori, che ha anche la delega alla Polizia Locale, ha approvato la rendicontazione finale per l'anno 2023 delle entrate frutto dei proventi da attività di accertamento delle violazioni delle spese, con i proventi appunto che si sono finanziati, e questo dunque l'importo che è poi nello specifico è stato declinato a diverse attività. Autisti degli scuolabus, bandito un concorso a Muggia, un posto disponibile. La mobilitazione, park dei tir alle Noghere, l'opposizione attacca la Giunta. L'iniziativa della Polizia di Stato, Sicurezza e Legalità, spiegata ai ragazzi in cattedra il questore Ostuni sul palco del Teatro Rossetti, un teatro che aveva una platea gremita di studenti, a lezione di sicurezza con la Polizia di Stato. Fascino dei bus è una luminosa da raccontare nelle segnalazioni e nelle foto che pubblica Il Piccolo. Balasso nella cripta dei Cappuccini. Sabato al Verdi di Gorizia, la prima dello spettacolo tratto da Joseph Roth, che apre la trilogia Inabili alla morte e commissionata a Mittelfest per Go 2025. De Marco e Castellina, Donne in cammino per identità e dignità vicino lontano, la rassegna un libro e una proiezione. Serra Ilmaz, tra i fantasmi siamo spettri del passato, a teatro da oggi fino a domenica a Rossetti, lo spettacolo Magnifica Presenza
di Ozpetek, ancora dall'Egitto fino a Gerusalemme alle 18 alla Casa della Musica. Siamo allo sport. Trieste con due anime è il passo da playoff, la concretezza di Ruziera e Filloi convive con l'estro degli stranieri. Domani a Valmaura la sfida che può chiudere la serie, gara 3 a Trieste, anche in gara 2 minutaggi alti per il primo quintetto, un possibile rischio anche per preservare e fare un po' di turnover. L'intervista a Fernandez, il Lobito pronto a tornare a giocare, siete nel mio cuore. Lobito annuncia l'intenzione di riprendere l'attività a oltre 2 anni dal ritiro, ho ritrovato me stesso, sedute a distanza con Coronica proprio per riprendere il feeling con l'attività agonistica. Triestina Giana, sabato sera, già cominciata la prevendita, fischio d'inizio allo Stadio Rocco alle 20:30, nei playoff non valgono più gli abbonamenti, biglietti da ieri online, da stamattina nei soliti punti di riferimento e lo trovate nell'articolo anche dove e a che ora poter accedere proprio all'acquisto del biglietto. La partita sarà sabato alle 20:30. Un rivale scomodo negli ultimi 3 mesi ha macinato punti, subendo pochi gol. E stiamo parlando della Gian Erminio. Il nome Gian Erminio è evidente, non è proprio di quelli che dovrebbero far paura, è una squadra che inizia i playoff con l'ambizione di arrivare fino in fondo, ovvero la Triestina. Tanto più se questa squadra avrà a disposizione 2 risultati su 3 per passare il turno. In realtà pensare che la qualificazione si risolva in una passeggiata sarebbe l'errore più grande che potrebbero commettere gli alabardati, scrive Antonello Rodio del Piccolo. Pallanuoto Trieste, sconfitta anche alla Sterlino di Bologna, il sogno europeo si allontana, la waterpolo maschile. Il calcio dilettanti, domenica play-off, play-out e l'ultimo turno di eccellenza. Sinner rischia, uno specialista, il professor Sardanelli, approva lo stop e la cautela di Yannick che farà terapie a Torino al J Medical per curare questo suo infortunio. Il problema all'anca potrebbe portarlo a doversi sottoporre anche a un intervento. Si ritira anche Berrettini, non sono ancora pronto agli internazionali d'Italia. Beltram manda la Fiorentina in finale, stasera ci provano anche Atalanta e Roma, è finita 1-1 fra Bruges e Fiorentina con la Conference League, c'è oggi l'Europa League. Addio Champions a Parigi, Orsato chiude piangendo, l'arbitro di Schio, Daniele Orsato, saluta la Champions, l'ha fatto l'altra sera a Parigi dove non è riuscito a trattenere le lacrime subito dopo il fischio finale di PSG Borussia Dortmund. L'arbitro, classe 75 della sezione di Schio, si è commosso per la sua 56esima direzione in Champions, consapevole che è stata l'ultima nella Coppa dalle grandi orecchie. A giugno però lo aspettano gli europei in Germania. Ci fermiamo. Ci sono altri articoli anche sportivi, ma dobbiamo andare in pubblicità, in compagnia tra poco al rientro del consigliere regionale della lista Federica, Carlo Grilli. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno e benvenuto Carlo Grilli. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Ricordiamo consigliere regionale della lista Federica. Grilli, ci sono argomenti molto frequenti anche qui a Sveglia Trieste che riguardano la sicurezza, la sensazione di sicurezza in giro per città, legata anche molto spesso ai fenomeni migratori, perché molti minori, e questo è un po' il periodo in cui parliamo tanto della cosiddetta delinquenza giovanile, molti minori si sono resi protagonisti in questi mesi di episodi di cronaca, violenze, tentate rapine, aggressioni. L'articolo di oggi del Piccolo si concentra su piazza Perugino, c'è anche piazza Goldoni, ci sono diverse aree considerate un po' sensibili su cui la polizia però ha detto la nostra attenzione è massima. Dovessimo però fare un passo indietro, guardare il fenomeno diciamo da un punto di vista più panoramico, insomma, guardandolo dall'esterno. Il problema dov'è? Sui numeri, no? Dicevamo un poco fa fuori onda. Allora, io ho già scritto un articolo che è uscito l'altra settimana proprio sul nostro quotidiano locale, il tema è sui numeri. E Trieste da sempre, essendo città di confine, è una città che si pone come stazione di posta, no, di antica memoria nei confronti di non soltanto dei ragazzi ma anche degli adulti che arrivano dalla rotta balcanica e utilizzano Trieste proprio come punto di
di riferimento per fermarsi e poi generalmente per proseguire la loro strada. È chiaro che sul discorso dei minori non accompagnati, nel momento in cui vengono accolti, vanno in capo al comune, che ha l'obbligo per legge di assisterli. È chiaro però che in un contesto di numeri e quindi di un'accoglienza mirata sulla quale puoi intervenire, e io devo dire, avendo avuto la gestione per moltissimi anni di questo fenomeno, posso garantirti che in tempi in cui i numeri ce lo consentivano, c'era anche un buon margine di successo, anche se devo dire che molti dei ragazzi non si fermavano molto a lungo, si fermavano una settimana, un mese. Ricordo che diciamo, gli strumenti per gestire questi ragazzi non sono strumenti detentivi, ma sono strumenti educativi, quindi nelle comunità è anche facile scappare se lo vuoi fare. Oggi i numeri non ci consentono di avere una gestione calibrata su quella che è diciamo, il rapporto educativo e di inserimento nel panorama sia scolastico e quindi didattico, sia evidentemente lavorativo. Ed è chiaro che in una sorta di numeri importanti, se anche una minima parte di questi hanno un comportamento che si avvicina più alla delinquenza che al vivere civile, è chiaro che questo poi va a incidere su tutto. Oggi abbiamo una grande collaborazione sia con le forze dell'ordine ma anche con i gestori di questi strumenti educativi che però evidentemente stanno avendo dei buchi e quindi queste situazioni vanno assolutamente fermate. Io resto dell'idea che bisogna intervenire sui ragazzi che vogliono proseguire il loro cammino all'interno di questa comunità e quindi, come dire, accompagnarli nel loro percorso scolastico, nel loro percorso di formazione anche lavorativa e incidere su quelli che invece vogliono andare via e quindi lasciare che vadano in altri luoghi dove probabilmente hanno intenzione di mettere radici per costruire un loro futuro. Vanno intercettati invece tutte quelle figure che o nel loro paese o durante il percorso si sono abituate ad un modo di vita che evidentemente è più vicino alla delinquenza, quindi piccoli spacci, rapine, piccoli furti che evidentemente non sono, come dire, nella nostra Trieste non sono di comune, diciamo, visibilità e quindi vanno subito intercettati e o rispediti al mittente o diciamo inseriti in un percorso educativo ma a quel punto detentivo che gli faccia cambiare idea e che gli consenta poi anche di ricostruire una vita, perché insomma stiamo parlando sempre di ragazzini che però fanno male, che girano armati di coltelli e che quindi possono diciamo intervenire su quello che è il vivere civile. Lo stiamo vedendo adesso in piazza Perugino, ma abbiamo visto Scala dei Giganti piuttosto che altre situazioni. Io con il questore, che tra l'altro saluto con sentimento di amicizia perché ci conosciamo da lungo tempo, so che stanno facendo un grandissimo lavoro con tutte le altre forze dell'ordine, ma questo lavoro va in qualche maniera accompagnato, va compreso e va assolutamente fermato. Poi le farò ancora una domanda su questo. Abbiamo però prima una telefonata. Buongiorno. Bernardo, sono Oscar. Buongiorno Oscar, prego. Buongiorno Oscar. Buongiorno consigliere Grilli. Approfitto della sua presenza per poter eventualmente chiedere a lei, visto che è appunto consigliere regionale, se aveva mai sentito cos'è la campagna Marta. Praticamente si parla di violenza sui mezzi pubblici della TPL di Bergamo. Marta è un nome reale, è di una persona, di una ragazza che è stata molestata più volte su appunto i mezzi pubblici della TPL di Bergamo e la quale poi ha scritto delle lettere al prefetto, al questore e al presidente della TPL appunto di Bergamo, quello che ha subito più volte, e poi questi si sono attivati con sinergia tra il prefetto, il questore e la presidente del
della TPL di Bergamo per quanto riguarda appunto la sicurezza sui mezzi pubblici, sulla violenza dei mezzi pubblici, e hanno redatto praticamente una campagna con volantini all'interno del bus per portare a conoscenza di tutti quanti quelli che usufruiscono dei mezzi pubblici, ragazzi, ragazzini, giovani, meno giovani, per diffondere la consapevolezza durante il viaggio, le indicazioni dei consigli di come comportarsi quando si è vittima o si è delle molestie e del pericolo, cosa fare per contrastare la violenza e promuovere l'educazione sociale attraverso il rispetto del prossimo. Le ho detto questo perché lei, appunto, essendo in consiglio regionale, ha eventualmente più possibilità per fare una proposta e approfondire la questione. È semplice anche trovare quello che io stavo dicendo, Bernardo, digitando Marta TPL Bergamo. Eccolo, bene. Tutto qui, la ringrazio per la risposta che ascolterò e le auguro buona giornata a tutti. Grazie Oscar, buona giornata. Facciamo vedere anche il sito di questa campagna, si chiama Marta, se succede sai che fare. Marta è la nuova campagna per contrastare molestie e atti violenti sui mezzi pubblici promossa dall'Agenzia del Trasporto Pubblico di Bergamo e provincia. Se si clicca nel riquadro subito sotto quello in bianco si può leggere la lettera del presidente del TPL, il trasporto pubblico locale. Ritengo che questo sia un buono spunto per magari avanzare anche qualche proposta. Certo che stiamo vivendo in una situazione in cui anche i cittadini, come vedi, partecipano, no, a quello che è il processo di inclusione di queste persone laddove lo vogliano fare, ma dobbiamo in qualche maniera trovare il modo di fermare comportamenti che non sono assolutamente consoni. E questo è un buono spunto a cui magari guarderemo con attenzione, poi chissà, magari potrebbe anche arrivare anche qua nella nostra regione. Sì, si può prendere spunto, come diceva lei, diciamo che i mezzi pubblici sono sempre stati un veicolo, diciamo, di promozione sociale attraverso la possibilità di inserire volantini piuttosto che cartellini che vengono esposti. L'abbiamo fatto per moltissime occasioni, in occasione purtroppo delle ancora oggi attuali violenze sulle donne, ma anche di promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, perché questo può essere uno spunto da prendere in coppia e magari proporre anche le attrezze trasporti, che non dovrebbe nemmeno costare moltissimo. No? Diciamo, questo sempre in collaborazione con le forze dell'ordine, che sono il primo avamposto con il quale noi dobbiamo relazionarci per portare avanti questo tipo di campagna pubblicitaria, che è una pubblicità di inclusione sociale, di comportamento urbano, che purtroppo vediamo anche nella nostra città prendere piede. Ha bisogno anche di queste cose. Ancora una telefonata, sentiamola, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno dottor Gugliotta, lei è il suo ospite, sono Fulvio. Prego. Buongiorno. Guardi, io quest'anno faccio 80 anni e una volta non serviva Marta. C'erano pochissimi, se non nessun caso di questi tipi di molestie, di aggressioni. Succedevano ma proprio raramente. È mai possibile? Quando uno viene accolto, indipendentemente in che paese, ma che percorso fa queste persone? Sono abbandonate tutto il giorno a se stesse? Cosa fanno? La politica cosa fa? O fa la politica come fa su tutto il resto? Come fa per esempio anche in questi giorni? Tutti si riempiono la bocca della Costituzione. E noi perché dobbiamo pagare l'IVA a Trieste? Perché dobbiamo pagare l'IVA? Dove finiscono i confini della Repubblica Italiana, il più bel paese del mondo, con tutti gli scandali che vengono fuori ogni giorno? Siamo derubati, ma pensate che la gente non sappiano queste cose? E di conseguenza si comportano, illegalità da una parte, illegalità dall'altra. Ma è talmente tanto logico. Quando si va in un paese dove la legalità, la Costituzione è presa così sotto gamba, anche tutto il resto. Queste persone che combinano, che fanno queste cose, fateli un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, e metteteli chiusi da qualche parte.
Ma è mai possibile che la gente adesso dovrà rimanere a casa per paura? Ma stiamo scherzando? Oppure cosa? Andranno fuori con il macete? Ma dove stiamo arrivando? La politica solo dicono questo, le forze dell'ordine povere cosa possono fare? Se anche li portano dentro il giorno dopo sono fuori di nuovo. E la gente che deve uscire ogni giorno cosa fa? Non va più sull'autobus, non parcheggia più la macchina perché ha paura che qualcuno magari gli venga vicino e gli dia un colpo in testa per portargli via il portafoglio. Vai all'ordine del giorno queste cose e la politica dice queste, ma sono mesi oramai, anni che parlano sempre di quello, ma la gente, e poi dicono che non vanno più a votare. A votare per cosa? Per chi? È come andare alla mensa e scegliere quale pasto mangiare, è tutto lo stesso gusto. Mangi un piatto, mangi un altro, è sempre quello. La sanità, vediamo dove è andata a finire la sanità. Cominciata con le Assaristiani, forse ha cominciato anche prima, e poi adesso Federica quanti anni è già là? 7-8 anni? Ed è sempre peggio. Ma è tutto così, hanno solo chiacchiere purtroppo. Dico purtroppo perché quelli che patiscono siamo noi, è la popolazione che patisce. Pensioni da fame, stipendi di lavori sottopagati, lavori che non ci sono, che non danno sicurezza per il futuro. Per questo lotto per il territorio libero, anche perché è legge della Repubblica Italiana e viene violata la legge impunemente. Grazie Fulvio. Grazie a lei e buona giornata. Buona giornata. Buongiorno. Viene da dire cosa può fare la politica Diciamo per risolvere che dopo questa ventata di ottimismo che aleggia da parte del signor Fulvio, allora, a me viene da dire una cosa. Intanto non è così la situazione che viene rappresentata dal signor Fulvio. Oggi abbiamo una sanità che, seppur criticabile, seppur con i suoi limiti, garantisce uno supporto universale a tutte le persone che hanno bisogno del sistema sanitario, e restiamo uno dei paesi in cui la sanità è ai primi posti, quindi su questo io credo che vada ribadito, ringraziando chiaramente gli operatori, ma anche un sistema diciamo di salute che nel tempo ha avuto il suo percorso. Non è che non possiamo uscire di casa per paura che qualcuno ci colpisca. Allora, evidentemente Trieste sta cambiando perché la situazione demografica sta cambiando, i tempi sono cambiati. Certamente all'epoca in cui il signor Fulvio aveva 20 anni probabilmente non c'erano queste problematiche, ma noi viviamo in un paese che, come tutti i paesi, ha una sua evoluzione nel bene e nel male. Certo. E quindi noi dobbiamo adattarci a quelle che sono le caratteristiche del territorio e metterci in condizioni di poter offrire il servizio migliore. Certamente sì, le leggi sono evidentemente farraginose, ma questo non ci limita nel nostro agire, né da parte delle forze dell'ordine né da parte, diciamo, di tutti i processi educativi che vanno messi in campo per sostenere chi ha voglia poi anche di fare del bene nel nostro territorio. Sappiamo benissimo che di manodopera ne abbiamo bisogno, perché determinati lavori vengono svolti da persone che arrivano nel nostro paese. Ritorno al discorso del processo demografico, perché è il tema che abbiamo affrontato ieri in Commissione Sanità rispetto al punto nascita di San Vito al Tagliamento. Non entro nel dettaglio del punto nascita, però evidentemente ieri si è una volta di più compreso che il sistema di salute, come tutti i sistemi, sia produttivi sia educativi, devono avere la possibilità di adeguarsi a quelle che sono le necessità del territorio. Oggi abbiamo un sistema di salute che risponde ad una situazione che andava bene fino a 15-20 anni fa, ma che oggi invece vede la società profondamente cambiata. Abbiamo delle nascite che sono diminuite drasticamente, abbiamo una popolazione anziana invece che è aumentata in maniera drastica, con anche tutte quante le problematiche che si porta dietro. Parlo di malattie croniche, parlo di tutte quelle situazioni legate al mondo dell'anziano. È chiaro che il sistema sanitario, in un momento storico in cui anche evidentemente l'attrattiva del pubblico non è così ampia rispetto a forse quando era qualche anno fa,
vuoi per le situazioni diciamo lavorative, vuoi anche per gli stipendi che evidentemente non sono stati ancora adeguati a quelli che magari sono gli stipendi del privato, no? Sta subendo un processo che dovrà essere messo in campo certamente con qualche mal di pancia di qualcuno, ma è chiaro che se noi continueremo ad avere un sistema che risponde ad una situazione demografica che era come dire, attuale 20 anni fa, oggi non lo è più, è chiaro che il sistema non può reggere. Ieri abbiamo avuto professionisti che ci hanno raccontato evidentemente quali sono le dinamiche sulle quali oggi noi dobbiamo intervenire, e quindi c'è stato in qualche maniera indirizzato il cammino che dobbiamo prendere, che non sarà un cammino indolore. Cioè, è chiaro che non possiamo avere tutto e tutto in casa, ma dobbiamo determinare quali sono evidentemente gli spazi di salute che hanno più bisogno di interventi e sui quali dobbiamo mirare, anche adattandoci a quelle che sono poi le necessità. Penso al discorso dei consultori, che in questo diciamo adesso sia un po' diciamo attenuata la pressione, ma che di fatto hanno portato anche a delle rimostranze da parte di esponenti anche di partiti, ma anche della popolazione, sì, certo. no, popolazione civile. Ma è chiaro che in un contesto in cui abbiamo più consultori con un orario diciamo di visita che è limitato, con dei professionisti che sono limitati, mentre l'attuale programma vede forse meno consultori, ma che hanno tutti i professionisti dentro, una cura domiciliare innovativa e un'attenzione anche rispetto agli orari di visita, che invece di essere limitati fino alle 14 arrivano fino alle 18, è chiaro che qua bisogna probabilmente costruire quell'alleanza che secondo me invece manca tra chi è deputato alla decisione, e sappiamo benissimo che purtroppo l'assessore alla sanità di qualunque colore sia è sempre quello che poi viene messo un po' in croce, cioè l'abbiamo già visto, e io così permettetemi di esprimere un moto di solidarietà nei confronti dell'assessore Riccardi, perché di fatto ha il compito di ammortizzare tutte quelle che sono le pressioni, ma è chiaro che decisioni anche difficili, anche impopolari, devono essere messe in campo poi per rispondere a quelle che sono le esigenze di salute che il territorio richiede. Chiaro che quando si parla di tagli, no, che diciamo diventa il titolo anche oggi, parti giù meno 20% in 10 anni, scontro in regione sulla razionalizzazione dei punti nascita, però deve rispondere a un criterio di efficienza, no? Ci diceva un attimo se fa. Ci sono meno l'impatto sociale qual è? Si chiudono e quindi male. Allora, cioè, è tutta una conseguenza, no Grilli? Chiusura uguale male. Sì, no, allora invece bisogna, piuttosto che di chiusura, io direi che noi dobbiamo modernizzare e attualizzare quelli che sono i processi di salute del nostro territorio, proprio per garantire che i bambini nascano in sicurezza per loro e per le mamme, no? e che ci sia un servizio adeguato con dei professionisti che sono lì a rispondere di questo processo di salute e che vanno aiutati nel loro lavoro. È chiaro che una casistica più ampia ti consente di avere più sicurezza, ma soprattutto oggi, se abbiamo diciamo più luoghi dove c'è il servizio per bambini e i bambini non ci sono, mentre abbiamo meno luoghi che potrebbero invece servire ad accogliere persone anziane con tutte le loro patologie, è chiaro che dobbiamo assolutamente variare e indirizzare il percorso su un'attenzione che riguarda poi la popolazione. Andiamo ad sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono la signora Graziella. Sì. Buongiorno signora Grilli. Buongiorno Graziella. Come la sta? Non conosci la voce, finalmente. La c'è sempre dentro nella scatola. No, qua. Ah, qua. Penso qua. Sì, sono sempre dietro delle telecamere, in poche parole. Infatti io ho questo grande problema, non solo me, ma che tanti altri anziani. La me conti. Ecco, riguardo della Meloni, ha fatto una legge che non doveva farla, ma comunque l'ha fatta perché hanno rotto le scatole impotenti, ecco, prima della teoria democratica. No. Il problema è questo, che adesso rimandano tutti gli anziani,
o l'assistente era fissi e fare il fatto. Io ho 60 anni in fondo. Boh. E mi era capitato l'altro mese, ecco. Voglio sapere, lei della parte d'assessore della regione, non potete fare una riduzione per non andare ogni 3 mesi, perché mi sono trave le gambe che mi sta scioppando le vene, farò le visite tutto quanto, più di tanto non si può fare niente, ecco, e voglio sapere se lei la può fare questo aiuto, perché gli anziani mi devono da sempre là, devono 60. Capisci? Questo è il problema. Okay. Io non lavoro con 70 anni, non può capire questa legge che hanno fatto per inclusione del reddito. Sì. Solo questo non lo so. La metà è una risposta e buongiorno. Grazie, grazie. Signora, grazie, buona giornata. Buongiorno Graziella, un abbraccio forte, coccola. Un po' di spunti anche in questa telefonata, come gli strumenti messi in campo dalla Regione, ma in questo caso la signora si riferiva a quelli del governo sull'aiuto al sostegno al reddito fondamentalmente, poi si chiamano in un modo, si chiamano in un altro, diciamo sì, allora, la ratio è quella. Sì, allora intanto un abbraccio a Graziella che ci dà lo spunto per fare un'analisi su quello che è stato un po' il reddito di cittadinanza e oggi il processo di inclusione. Il reddito di cittadinanza è stato sicuramente una boccata di ossigeno per chi non aveva la possibilità di andare a lavorare per diversi motivi, per patologie, per invalidità, eccetera, eccetera. No, però non ha parallelamente accompagnato il mondo del lavoro ad accogliere tutte queste persone, per cui da questo punto di vista non ha avuto il successo che probabilmente era nella testa del legislatore, ma poi che nella pratica non si è riusciti poi a mettere in campo. Io sono un imprenditore, posso garantire che nessun sgravio fiscale laddove avessi assunto persone con il sostegno, diciamo, a reddito mi era concesso, per cui non è cambiato niente da un punto di vista dell'imprenditorialità. Oggi il sostegno a reddito il progetto di inclusione va a incidere sulle persone che non possono andare a lavorare, e quindi è chiaro che si chiedono delle ulteriori verifiche nel corso del tempo, ma in questo caso, visto che la signora evidentemente ha una certa età e ha alcune patologie, probabilmente potrebbe andare in automatico. Io mi permetterò magari di chiedere il numero della signora Graziella, così la saluterò in privato e capiremo effettivamente come si può dare una mano a risolvere questo problema, che non è evidentemente per lei un piccolo problema. Allora, tutti i problemi, per quanto piccoli o grandi essi siano, laddove incidono sulle persone che hanno evidentemente delle patologie, vanno a incidere poi sulla loro vita. Abbiamo Laura Buccarella che si collega proprio ora con noi da Viale Miramare. Buongiorno Laura, ben trovata. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori e anche al tuo ospite naturalmente. Allora sì, ci troviamo proprio a Barcola di fronte al noto bar, il Pane Quotidiano, perché qui alle 7:30 si è verificato un investimento di due persone, due giovani di 30 e 38 anni che sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Qui vediamo appunto, stiamo attraversando proprio le strisce insieme al nostro operatore Enzo Iannacone e ci stiamo dirigendo. Stavano facendo proprio questo percorso che abbiamo appena fatto noi. Vediamo che alle mie spalle ci sono ancora c'è ancora la pattuglia della polizia locale proprio per fare i rilievi. Sappiamo che le due persone sono state prese in carico dai sanitari del 118 e sono state portate con l'ambulanza a Cattinara. Non conosciamo ancora le loro condizioni, lo ripeto, sono due uomini di 30 e 38 anni che stavano attraversando sulle strisce, probabilmente diretti proprio al bar qui sul lungomare di Barcola, e sono stati investiti da un'auto proprio sulle strisce pedonali. Queste sono le notizie che sappiamo, ci informeremo naturalmente sulle condizioni delle due persone. Non
ci hanno saputo dire se fossero gravi, in gravi condizioni o meno. Comunque la polizia locale è intervenuta subito sul posto, immediatamente, ha fatto i rilievi e c'è stato anche l'intervento molto rapido dell'ambulanza del 118. Ci trovavamo a Barcola anche per fare una panoramica del lungomare, dei lavori. Oggi lo vedete, è una giornata particolarmente ventosa, cercheremo di fare anche il punto sui lavori del lungomare dopo le mareggiate d'autunno, quindi in vista anche della partenza della stagione balneare. Quindi per il momento vi restituiamo la linea, raggiungiamo la prossima nostra ospite e vediamo appunto di darvi aggiornamenti nel corso della trasmissione. Molto bene, grazie Laura, buona giornata, ci sentiamo dopo, grazie a te. Un augurio di pronta guarigione alle due persone che sono state investite. Speriamo un codice, diciamo, e una situazione non grave per questo investimento. Però capiremo. Insomma, bene o male, insomma, l'investimento non fa piacere. Non fa piacere e probabilmente non fa piacere neanche all'investitore, che probabilmente diciamo anche lui sarà sotto shock, perché al di là del fatto che uno può correre o meno, può essere distratto o meno, adesso non so la dinamica dell'incidente, però credo che investire due persone sia sempre un momento di shock non da poco. Dunque ascoltiamo ora una telefonata, che poi con la pubblicità e tutto dilatiamo troppo i tempi, poi andremo però in pausa perché ce lo richiede la programmazione. Buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa, non c'entra niente con l'argomento di oggi. Posso segnalare le ragnatele sul mercato vecchio, che è una cosa indecente, sui vetri di tutte le bancarelle che sono esposte, che vendono verdure? C'è la possibilità di porre rimedio a questa indecenza? Mercato coperto di Via Carducci? Il mercato coperto, ci sono delle ragnatele, io ho 79 anni, c'era la possibilità negli anni che furono che il comune si occupasse di pulire i vetri. Una cosa, vai a prendere verdura e ci sono sti ragnatele che pendono, che è una schifezza. Ok signora, grazie a lei. Prego Grilli. Allora, buongiorno intanto signora, è molto in velocità, ma dopo magari riprenderemo. Io sono certamente consigliere regionale della lista Federica, ma sono anche tra i coordinatori di Idea Giuliana, questa nuova associazione che nasce un po' dalla voglia di mettersi in discussione. Sabato mattina dalle 11 alle 13 saremo proprio in barriera per farci conoscere e quindi analizzare anche quelli che sono i problemi del rione, e quindi sarà l'occasione per andare a vedere il mercato coperto e comprendere effettivamente quali possono essere gli interventi da attuare per le ragnatele. Quindi l'invito è anche a magari presentarsi in largo barriera sabato. Esatto, noi saremo sabato con i nostri coordinatori, con i nostri soci, con i nostri volontari, saremo dalle 11 alle 13, saremo proprio in piazza, cioè in largo barriera, proprio per incontrare le persone del rione, per farci conoscere e per accogliere tutte quelle che sono anche le richieste da parte dei cittadini. Dobbiamo andare a pubblicità, a tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere regionale della lista Federica Carlo Grilli. Abbiamo diverse mail, Grilli, ne leggo un paio, non riusciremo tutte perché sono tante. Vediamo. Un applauso alle forze dell'ordine che in breve tempo hanno arrestato i malviventi, peccato che poi i giudici non li mettano in galera e li lasciano liberi di delinquere ancora, scrive Angela. Posso chiedere che responsabilità ha la struttura che ospita il minorenni appena entrato è il sindaco in primis che deve occuparsene, se ricordo bene, ma quando viene assegnato ad associazioni con strutture che lo ospitano, queste ultime non ne sono responsabili, parliamo degli adulti quindi a questo punto, perché i minori sono presi in carico dal comune, ma al netto diciamo della responsabilità finale del sindaco, allora, immagino ci sia un riferimento, no? Allora spieghiamo un po' perché è un po' complessa la situazione. Allora, quando un minore straniero non accompagnato si dichiara tale, no? E quando si dichiara tale diamo per certo che abbia meno di 18 anni, ma questo non è sempre garantito, no? Ma gli strumenti per poterlo accertare sono molto complessi e quindi se il ragazzo è intorno ai 20-21 anni, anche un'analisi che il BUL mette a disposizione
risulta complicata nell'accertare l'età. Comunque diciamo che i minori stranieri non accompagnati, se vengono accolti dalla questura oppure si presentano direttamente in via Mazzini certe volte, per cui insomma hanno già gli indirizzi pronti, no? Vengono messi in capo chiaramente al sindaco, che è il loro tutore, attraverso poi i servizi sociali che a loro volta con un bando o con un bando o con un affidamento diretto a seconda poi delle necessità li accolgono presso strutture diciamo educative che vengono messe a disposizione dalle associazioni del terzo settore eccetera. Non tutti i minori stranieri non accompagnati che gravitano sul nostro territorio sono in capo al Comune di Trieste. Questo perché? Perché quando arriva un minore straniero non accompagnato, specialmente in un paesino, diciamo così, ma anche banalmente a Muggia o a San Dorligo, e questo luogo non ha diciamo, una struttura idonea, resta in capo al Comune, ma viene dislocato in una struttura idonea da qualche altra parte, che può essere Trieste, ma può essere Udine, può essere anche Bologna, indifferente. Quindi noi abbiamo sul nostro territorio i minori stranieri accompagnati che sono in capo al Comune di Trieste, ma abbiamo anche dei minori stranieri non accompagnati che sono in capo per esempio al Comune di Tarvisio. Faccio presente che tutto il gruppo degli egiziani, non so perché però gravitavano da là, il gruppo degli egiziani erano sempre in capo al Comune di Tarvisio, che non trovando strutture adeguate li metteva in strutture che erano presenti nel nostro territorio e di cui avevano loro la responsabilità. Però è un problema questo. È un problema perché il Comune di Trieste ha l'obbligo, attraverso un documento da parte di Asugi, di dare l'ok all'apertura di nuovi centri se hanno le caratteristiche fisiche che possa accogliere minori. Però non è detto che questi centri vengano utilizzati dal Comune di Trieste, possono essere, ripeto, utilizzati anche da altri comuni, per cui la fotografia dei minori stranieri non accompagnati nel nostro territorio il Comune non ce l'ha. Cioè ha la fotografia delle strutture, ma non ha la fotografia di quanti minori ci siano, cosa che invece ha sicuramente la Regione, sicuramente la Prefettura. Allora questo è uno dei temi delicati perché, ripeto, pur non essendo strutture detentive, ma essendo strutture educative, non sempre si ha la chiara panoramica di quanti minori stranieri gravitano sul nostro territorio. Certamente una collaborazione con la Prefettura, con le forze dell'ordine, con la Guardia di Finanza, Polizia Locale, eccetera, eccetera, è ben presente nella nostra città, no? Però questo è uno dei temi che va affrontato e che non sempre si riesce a comprendere, nel senso che quando si parla di minori stranieri non accompagnati si pensa al Comune di Trieste, mentre in realtà noi abbiamo per esempio dei minori stranieri non accompagnati che vanno in comuni limitrofi o anche fuori dalla regione, dipende un po' anche qual è il grado di saturazione delle strutture che sono all'interno del nostro territorio. No? Quindi è un po' complessa la situazione. Abbastanza di capire. Le leggo una mail. Buongiorno, relativamente alle prossime elezioni europee volevo sapere se si può votare presso altro comune italiano in quanto residente a Muggia, ma in quei giorni 8 e 9 giugno prossimi mi troverò in Sicilia e vorrei poter votare, scrive Elena. Pare che non è possibile, io non vorrei dare una notizia sbagliata, io credo di no, ma ritengo sia opportuno da parte della signora mandare una mail o dare anche un colpo di telefono al Comune di Muggia, all'ufficio preposto per avere queste indicazioni. Io onestamente non ne sono non credo neanche io non ne sono sicuro, però non vorrei dare un'indicazione che poi non corrisponde, per averne certezza, non corrisponde al vero, anche perché nella cartella elettorale c'è scritto il luogo dove devi andare a votare, la lista, generalmente la sezione, è difficile. Ecco, però forse un colpo di telefono male non fa. Sentiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Deborah e sono una non vedente. Sì. Volevo fare delle segnalazioni perché mi è molto difficile beccarvi al telefono. Prego. Allora, perciò ne ho più di una. Le strade, cavoli, è una cosa tremenda, soprattutto per i non vedenti con il bastone che si incastra per i buchi per le strade.
E non parlo del centro città, perché i non vedenti non sono solo in Piazza Unità e dintorni. Io abito in Ponziana, hanno ristrutturato dopo non so quante volte che io chiamavo, dalla parte del numero dispari, ma dalla parte del numero pari, per andare da una fermata all'altra è una cosa indescrivibile. Uno. Due, i semafori. Ci sono tantissimi semafori che non funziona il cicalino, quello rumoroso per i non vedenti. Oltre che non ci sono in tutti i semafori, perché la maggior parte dei semafori non ci sono, e parlo anche tanto di queste cose nella periferia, ma periferia parlo rioni popolari, appunto Ponziana, Valmaura, tutte queste cose qua. E gli autobus, un giorno ho preso l'autobus e aspettavo e sa che dicono ma adesso c'è la fermata, non so, in via Giacinto Galina, il vocale non funzionava. Ho chiesto gentilmente al signore che guida l'autobus e mi ha detto se vedi che la sei in ferie. Oltre che un'altra volta che ho chiesto per scendere e non sapeva dirmi, perché mi ha detto non sono di Trieste, sono qui da poco e non conosco le zone. Cioè, per un non vedente è una cosa tremenda tutto questo. Ok. Ho cercato 5 volte sono andata in quel distretto di Via Pietà per l'esenzione del ticket. 5 volte, gli mancavano sempre qualcosa, che poi quel distretto di Via Pietà non funziona proprio per niente. È una cosa, non so, un'altra cosa, se deve chiamare da qualche parte che gli dicano schiaccia 1 per al telefono, no? Schiaccia 2 per... Ma come fa uno che non vede? Certo. In distretto mi dicono signora deve digitalizzarsi. Io devo digitalizzarmi? Sì, ok, è una fatica tremenda perché poi devi avere quei telefoni che costano un sacco di soldi e loro non sono in grado di collegarsi col computer all'INPS perché gli mancava una carta con scritto ONIMI. Sì, questo è abbastanza... abbastanza da rivedere questo sistema telematico che dovrebbe metterci tutti in connessione, poi molto spesso non comunica tra le parti. Gentile, mi ripete il suo nome di battesimo? Deborah. Deborah, così magari se mi è consentito e se mi permette chiederò poi alla segreteria di Tele4 di farmi dare il suo numero e poi magari in mattinata ci sentiamo, perché credo che questo sia come dire, una telefonata come tutte le telefonate che sono state diciamo registrate fino adesso, però molto significativa perché va a incidere veramente sulla libertà diciamo della sua persona di potersi muovere all'interno del territorio. Intanto adesso le rispondo parzialmente, però se mi consente poi in mattinata le do un colpo di telefono. Assolutamente sì. Poi noi non vedenti, qualcuno ha il Leti Smart, che io non so se lei sa cos'è. So benissimo cos'è perché ho collaborato alla creazione di quello strumento. Ecco. Ed è uno proprio dei suggerimenti che mi sentivo poi di darle, di cui magari adesso come lei chiude parlerò. Grazie signora, adesso lasciamo rispondere al consigliere Grilli. Grazie. Arrivederci signora Deborah. Allora, la signora mi ha avvantaggiato nel promuovere questo strumento, si chiama Leti Smart, che è stato inventato da Marino Attini, che è una persona ipovedente, e tra l'altro si chiama Leti Smart perché la moglie purtroppo deceduta di Marino si chiamava Letizia e quindi lui l'ha voluto chiamare Leti Smart. E Leti Smart è uno strumento computerizzato che è all'interno del bastone bianco e che dialoga diciamo con il territorio. E tra l'altro mi ricordo che un pomeriggio era venuto da me proprio quando io ricoprivo il ruolo di assessore perché mi chiedeva come alimentare le batterie dei ricevitori da poter inserire nelle case diciamo in modo da poter dialogare
E a me era venuta l'idea, ho detto ma invece di metterli nelle case dove abbiamo problemi con le varie proprietà, no? E perché non li mettiamo nei semafori che sono già alimentati? E quindi aveva colto quest'idea, adesso l'Etismart è presente in molte città italiane, tra l'altro ho anche provveduto con un emendamento nella precedente variazione di bilancio di inserire 100.000 euro proprio per promuovere l'Etismart negli autobus extraurbani, perché in città è abbastanza presente, però nelle linee extraurbane questo era assente. L'Etismart è uno strumento molto efficace che dialoga con il territorio, sicuramente potrebbe essere utile per quanto riguarda la fruizione dell'autobus. Okay. Cosa diversa invece è il discorso dei marciapiedi o comunque della possibilità di digitalizzarsi da parte della persona. Allora, è chiaro che l'assessore Babudar in questo momento sta facendo un lavoro incredibile perché è sempre in prima linea, tra l'altro lo saluto, però i marciapiedi veramente sono infiniti e vedremo se nel processo di riqualificazione di alcuni marciapiedi si può inserire anche la zona della signora, ma la realtà è che dovrebbero essere in qualche maniera essere possibilitati tutti i cittadini di muoversi, perché in questo caso la signora ha difficoltà di deambulazione perché il bastone, chiaramente avendo dei buchi sul marciapiede, non le dà le indicazioni certo. di cui lei ha bisogno, però pensiamo anche a una carrozzina con un bambino oppure una carrozzina con un disabile può essere motivo di difficoltà di muoversi all'interno della città. Per cui, siccome è un tema che conosco molto bene, mi permetterò di chiamarle e farmi una chiacchierata. Una mail dice: ogni giorno Tele4 ci informa su qualche arresto per spaccio, non ho mai sentito i numeri sulle dipendenze, quelle conosciute e quelle potenziali a Trieste. Quanti triestini fanno uso di droga o di alcol e quante di queste si traducono in reati e violenza? Un numero difficile da ottenere. È un numero difficile, però mi sento di suggerire magari di invitare una delle prossime volte la responsabile del CERT, che sicuramente avrà dei dati attuali. Diretti, sì, quello che mi sento da dire e che avevo già riscontrato nel mio ruolo precedente è che non solo anche a Trieste si fa un uso di droghe e di alcol, ma soprattutto che questa viene usata da bambini. Cioè, parlo di ragazzini con 11, 12, 13 anni che effettivamente hanno un'età in cui queste sostanze fanno particolarmente male e possono incidere davvero sul loro futuro. Questo è un dato che va affrontato in maniera così puntuale e decisa e sulla quale intervenire nei confronti loro, in collaborazione chiaramente con le scuole, con le autorità sanitarie, ma anche e soprattutto con la famiglia. Abbiamo due ragazze bionde in linea. Esatto, in collegamento con noi nuovamente Laura Bucarella, che vedo essere assieme alla consigliera del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Alessandra Ricchetti. Laura, se non ti è caduta la linea proprio in questo momento, la cedo a te. Di nuovo buongiorno. No, è caduta la linea in questo istante. Allora attendiamo qualche momento proprio prima di ricollegarci. Io e te non avremo questo problema che hanno loro. Dei capelli no, senza dubbio. Il vento ormai ci accarezza, non ci confonde. Sentiamo allora chi è in linea al telefono. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Sì. Buongiorno a loro signori triestini e anche ai friulani. Prego. Situazioni complesse. Se non siete in grado di risolverle, praticamente lasciate a Nivea, a Deborah, a Fulvio, tutte queste cose, ma mettete loro in lista. Se non siete situazioni complesse, è logico che vi create il lavoro, perché non riuscendo a eliminare gli ingressi, poi tutti i lavori vengono a cascata e vengono tutti pesanti i lavori. L'altro giorno è stato qui il presidente Mattarella e il mio amico Pacor. Sì, ma il suo amico Pacor gli manda gli extracomunitari. Allora che amico è? Si sono calate le braghe lì a dire è il mio amico. Ma di cosa amico?
ma vogliamo... Il prefetto è praticamente la mano lunga della Meloni e del governo. Perché non riesce a schierare tutte le forze dell'ordine e non far venire? Oppure chi arriva, gli date una carta d'identità e li date alle imprese edili, le imprese meccaniche, le imprese del legno. Farà qualcosa, porterà la carriola per primo tempo, porterà in giro il legname per il secondo tempo, pulirà l'officina per il terzo tempo e poi si farà. No, chiedono gente imparata, ma quando la gente è imparata praticamente la dobbiamo pagare, la devono pagare e loro non vogliono pagare. Quindi cosa ci vuole? E siete in grado di situazioni complesse, vi riempite la bocca. Ma risolvete qualcosa, che 20 anni che queste situazioni complesse. Va bene, grazie. Le risposte migliori arrivano sempre quando si è comodi a casa, solitamente, no Grilli? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Le leggo un'altra mail, dice, premetto non parlo dell'investimento di Barcola, quando ero piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che prima di attraversare la strada devo guardare a destra e a sinistra e poi attraversare. Oggi il pedone non guarda, si butta in mezzo alla strada e via, e tante volte anche guardando il cellulare, se piove con le luci della città, quelle gialle, il pedone neanche si vede. Sì, è chiaro, bisogna stare attenti. Quando si attraversa la strada insomma, credo che sia un'informazione non sappiamo che i la genitori dinamica, danno. Sì, no, in questo caso la dinamica specifico dell'incidente. non conosciamo, certo. Un'altra mail dice, buongiorno Sveglia Trieste, devo per prevenire la delinquenza non bastano le telecamere, bisogna che ci siano anche le forze dell'ordine e ritornare a pattugliare i quartieri. Un'altra mail dice, bravo Grilli, belle intenzioni sui giovani clandestini, vanno fatti lavorare o studiare e controllati, peccato che finora non avete fatto nulla, cosa peraltro detta anche dal sindaco. In Germania hanno una percentuale di stranieri molto più alta rispetto a noi, ma lavorano tutti, non si vede nessuno per strada in ozio a bighellonare. Ancora una mail, così chiudo il pacchetto perché sennò sei sullo stesso argomento. Giovani e giovanissimi non accompagnati non vanno lasciati liberi di scorazzare giorno e notte, di giorno vanno tenuti occupati a fare formazione per imparare un mestiere, di notte vanno tenuti rinchiusi, punto. Non esiste che un 14enne vada in giro di notte, soprattutto armato, scrive in questo caso Maria Grazia. Grilli, un commento, poi andiamo. Ma magari... Forse è pronto il collegamento di poco fa che non eravamo riusciti ad attivare. Allora, buongiorno a Laura, ecco qua, adesso la vedo. Buongiorno a Laura Buccarella e buongiorno alla consigliera Ricchetti. Grazie Bernardo, grazie anche a Carlo Grilli. Sì, la situazione saluta anche la consigliera Alessandra Ricchetti, buongiorno. Buongiorno a voi, mi fa piacere anche che ci sia Carlo Grilli perché uno degli argomenti di cui tratterò lui è particolarmente sensibile. Allora, ci troviamo al Topolino, tra il primo e il secondo Topolino, giusto? Secondo terzo Topolino, ecco. Allora, stiamo proprio nella zona in cui c'è la rampa per l'accesso ai disabili ed è una prima segnalazione che vuole fare la consigliera Ricchetti in merito ai lavori del lungomare di ripristino, no? Dopo le mareggiate terribili dello scorso autunno. Allora, qui vedremo un po' com'è la situazione e voleva fare il focus la consigliera proprio sulla questione dell'accesso, dell'accessibilità al mare. Beh, diciamo che io ho cercato di avere un sopralluogo già da marzo che ho richiesto, un sopralluogo che andasse a consentirci di vedere lo stato dei lavori e di rispondere alle domande che ci fanno poi i cittadini in merito alla situazione di balneazione che avremo per il prossimo anno. Ho detto partiamo da qui perché questa è una spiaggia molto emblematica che fa capire tutta una serie di problemi che è opportuno andare ad affrontare anche in concomitanza con questi lavori. Allora, noi abbiamo visto che c'è stata una mareggiata terribile, adesso vedremo che qui buona parte dei topolini sono ancora danneggiati visibilmente.
ma quello che possiamo vedere da subito proprio da questa spiaggia è che la barriera frangionde che di solito era qui e che 25 anni fa, fino a 25 anni fa, veniva costantemente ripristinata, non c'è proprio. Quindi chiaramente questo è il topolino che è stato, a mio avviso, maggiormente danneggiato. Se poi proseguiamo, questa spiaggia peraltro che adesso è stata ripasciuta dalla mareggiata, negli ultimi anni aveva solo 1 metro di materiale, mentre 25-30 anni fa, quando ci venivo con i bambini o quando ci venivo anche ancora ben più anni fa con mia nonna e con mia madre, questa spiaggia aveva quasi una quindincina di metri. Quindi perché questo? Perché ogni marzo e aprile venivano portati il materiale del ciotolame che per rimpolpare come la si spiaggia. fa del resto da tutte le spiagge. Se dopo ci sarà modo, avremo modo di vedere la piattaforma, lo scivolo che conduce ai disabili, che ancora ad oggi è ricoperto del materiale, il materiale che è stato portato da queste onde. Una delle domande che volevamo fare è che una prima rassicurazione era venuta via stampa, era stata: ma ci sarà la possibilità per i disabili di arrivare al mare? Al mare, sì, certo. Attualmente a metà di maggio praticamente questo non appare ancora possibile, nonostante le rassicurazioni che sono state fatte anche dall'assessore Lodi. Allora, infatti, Laura, fra poco ci sposteremo proprio per far vedere la rampa esattamente di cui sta parlando Alessandra Richetti e le condizioni in cui si trova in questo momento. Allora, io farei prego, così, Bernardo. Laura, visto che dovremmo andare anche in pubblicità, lascio una risposta veloce, se ha piacere, a Carlo Grilli su quanto ha appena detto la consigliera. Dopo la pubblicità, anche se ci sarà un altro ospite, sarà con noi Ugo Rossi in videocollegamento, ritorneremo con te da Barcola eventualmente per continuare con la consigliera Richetti quella che è la sua segnalazione. Intanto Grazie Laura per il momento. Grilli, prego. Grazie, a fra poco. Saluto la consigliera Richetti, con la quale ho collaborato nei tempi in cui ero in comune, ed è chiaro che questo è uno dei temi che a me sta più a cuore, per cui sarà mia cura contattare sia l'assessore Lodi sia l'assessore Bobuder per comprendere lo stato dei lavori. Colgo l'occasione per tornare invece al discorso dei ragazzini violenti, che Giorgio Cecco, che tra l'altro fa parte del gruppo di Via Giuliana, promuoverà un'audizione in quarta e quinta circoscrizione proprio sul tema, per valutare assieme anche alle forze dell'ordine qual è lo stato dell'arte e che intenzioni hanno per muoversi, per cui insomma, piccolo dettaglio. Bene, io ringrazio come sempre Carlo Grilli per la sua disponibilità. Grazie Bernardo, buon lavoro, grazie a tutti i telespettatori, buona giornata. Ci fermiamo per la pubblicità e ci ritroviamo tra poco. In diretta con Sveglia Trieste, sono le 9:09 di giovedì 9 maggio, tutto 9 questa mattina. Siamo in collegamento con Ugo Rossi, che è consigliere comunale a Trieste con la lista Insieme Liberi e candidato alle elezioni europee con la lista Libertà. Buongiorno Rossi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sta? Tutto bene. Bene, mi fa piacere. Affronteremo diversi argomenti questa mattina. È chiaro che le domanderò anche della candidatura alle elezioni europee. Mi dia un attimo di tempo per salutare Laura Buccarella, che questa mattina è in collegamento con noi da Viale Miramare in compagnia della consigliera Richetti. Di nuovo buongiorno Laura. La prima segnalazione che ci avevate inoltrato era relativa alla rampa dei disabili fra il secondo e il terzo topolino. So che però c'è ancora una segnalazione della consigliera Richetti, poi faremo commentare anche a Ugo Rossi non soltanto questioni europee, ma anche, se a piacere, dinamiche locali come eventualmente i lavori a Barcola o altro se ritiene. Quindi a te la linea.
Grazie Bernardo, un buongiorno anche al consigliere Ugo Rossi. Allora sì, la seconda parte della segnalazione di Alessandra Richetti, intanto ci siamo un po' spostati ma siamo sempre tra il secondo e il terzo topolino. Allora Richetti. Sì, io proseguo. Chiaramente il riposizionamento del materiale, il ripascimento delle coste e il riposizionamento delle barriere frangifrutti sono una competenza di tipo regionale, insomma, no? Però il Comune deve assolutamente avviare iniziative di sollecito perché vengano fatte, perché sennò tutti questi lavori che noi stiamo a fare sono assolutamente inutili, perché alla prossima mareggiata, e sappiamo benissimo che avvengono sempre più frequentemente, questa cosa si riproporrà. Se vedete c'è col mio sopralluogo volevo anche sollevare quello che è il problema dei servizi. Chiaramente, siccome un certo numero di strutture rimarrà chiuso, molto probabilmente la gente si riverserà sul restante della costiera, quindi della barcolana, insomma, diciamo. E quindi io quello che sollevo è il problema intanto per i disabili di come verranno portati a raggiungere il mare, se anche quando ci sarà la passerella libera saremo in grado di avere un salvamento che fino adesso non li ha, un servizio di salvamento che fino adesso non li ha aiutati ad avvicinarsi al mare, e questo era un grosso problema perché tante persone, tanti disabili mi segnalano che anche in presenza della passerella libera non riescono a usufruire del salvamento. Se il salvamento continuerà a essere un servizio presente, ma a questo punto direi per tutto, fino al bivio, perché diciamocela, la gente andrà soprattutto lì, e con il numero ridotto di bagni, perché avete visto la condizione di alcuni bagni, come faremo a fornire ai bagnanti un servizio per la pipì, per quello che serve, insomma. Okay. Queste un po' alcune delle domande che io volevo fare da subito, da marzo. Adesso il sopralluogo è stato posticipato ai primi di giugno, speriamo di potervi dare risposta quanto prima. Benissimo, quindi speriamo insomma questo sopralluogo si possa fare al più presto. Ormai l'abbiamo detto, insomma, è spostato ai primi di giugno, cercheremo di avere notizie, insomma seguiremo la vicenda. Senz'altro. La segnalazione, allora Bernardo, vediamo le immagini, ti restituisco la linea. Grazie a entrambe, a Laura Boccarella, alla consigliera Richetti e ovviamente anche a Enzo Iannacone. Rossi, vuole commentare questo status di Barcola prima di farle la domanda riguardo alle candidature europee? Beh, lì c'è stata ovviamente questa mareggiata, si è fatto quello che si è potuto per rimettere il prima possibile a posto diciamo, il lungomare. C'è ancora qualcosa da fare, vedo, questo è un problema però diciamo generale, perché da quando si è esternalizzato tutto a livello della politica, che poi ovviamente si va a finire fino alle inchieste come quella sul governatore della Liguria Toti, è ovvio che poi il cittadino, la collettività avrà sempre dei disservizi, perché abbiamo visto che poi bisogna sempre appaltare, subappaltare e si va in questi lavori infiniti come anche col tram di Opicino o tante altre questioni. Quindi per me è un problema sistemico. Fino a quando non torniamo a ribadire il primato della politica sarà sempre peggio, i cittadini avranno sempre dei disservizi e i lavori non si chiuderanno mai in tempi certi e utili. Senta, la sua candidatura invece alle europee con la lista Libertà, ci presenta un po' le priorità di questa lista e le sue personali? Le priorità di questa lista, ovviamente con i venti di guerra che soffiano in Europa, con addirittura candidati, esempio del PD, c'è la Moretti, che qualche giorno fa ha lasciato delle dichiarazioni in cui ha detto che queste elezioni europee saranno fondamentali per una costituente di un esercito comune, a cui noi ci opponiamo in tutti i modi. La lista Libertà è una lista che unisce più anime, perché è una lista composita
dove quindi c'è anche Insieme Liberi al suo interno, e noi rappresentiamo come Insieme Liberi quelle anime come Movimento per l'Italia Exit, Sovranità, Vita, che sono molto più scettiche nei confronti dell'Europa, quindi noi siamo proprio per uscire da questa istituzione. Per me è irriformabile l'Unione Europea così come è pensata, quindi lo dico in termini ingegneristici: quando una casa ha le fondamenta marce va abbattuta, eventualmente ricostruita sotto altre forme. Quindi la mia candidatura porta avanti ovviamente un obiettivo come quello di Farage, cioè di uscire dall'Unione Europea, e quindi sarà una tappa questa per creare quella massa critica, per poi ottenere una maggioranza politica parlamentare a livello italiano nel lungo e medio periodo, magari alle prossime elezioni politiche, e attuare, come fece l'Inghilterra, l'uscita da questa istituzione marcia e corrotta. L'abbiamo visto anche nelle inchieste recenti di giornalisti come la Giulia Innocenzi sul suo docufilm Food for Profit, come queste lobby di potere finanziano questi europarlamentari in maniera, diciamo, tra virgolette, legale, ma poi questi europarlamentari approvano direttive come la Bolkestein, come la PAC, o direttive come la Casa Green, che porteranno ulteriori problemi ai cittadini italiani e europei in tutti i paesi. Allora Rossi, dobbiamo andare brevemente in pubblicità. Al rientro volevo proprio affrontare con lei questo argomento europeo, anche andando a guardare quelle che sono le misure che sono state introdotte. Lei ne ha citate già alcune: le case green, il diesel, le altre norme che riguardano i transfrontalieri. Ci arriviamo, brevissima pausa e siamo di nuovo da lei. Bene, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Come vedete siamo in collegamento con il consigliere comunale di Insieme Liberi Ugo Rossi, candidato alle europee con la lista Libertà. Rossi, sentiamo assieme una telefonata, poi torniamo sui temi. Buongiorno. Buongiorno Nino, buongiorno. Prego Nino, ci dica. Al signor Rossi dico che giustamente l'Italia dovrebbe uscire dalla comunità europea come ha fatto l'Inghilterra, perché non è quella Europa che quando io andavo a scuola ci la spiegavano, no? Abbiamo visto che non è il popolo che decide, ma bensì i grandi interessi economici che gira attorno, no? Quindi diciamo che noi non contiamo niente. Inutile che io vada a votare un mio personaggio politico e poi non si fa niente, perché una von der Leyen viene messa lì perché è messa da altri e non da chi è stato votato. Questo è uno. Per quanto riguarda la costiera di Barcola, dove c'è la signora Richetti e a sua volta anche lei come consigliere, lei Rossi, in comune, voglio dire, meno burocrazia nel fare le cose, perché per andare ad agire sulla riviera di Barcola bisogna interpellare la regione, quindi il comune e voi, poi l'ente porto, perché il mare fa parte del porto, e poi do un consiglio: se voi prendete WhatsApp, quello che si vede EAC, no? le immagini via satellite, si potrà vedere che in alcuni punti esistono delle barriere fatte con le pietre, con gli scogli, per far sì che la mareggiata o l'onda non vada a interferire sulla costa. Poi abbiamo visto che nel tempo queste barriere si sono affossate e nessuno ha fatto niente. Ricordo un'altra cosa, che anni fa hanno fatto uno scavo, hanno fatto una galleria, che c'erano immense pietraie per poter agire a fare le barriere davanti la riviera di Barcola, e sono state messe dove? Sopra Francover, perché non sapevano dove metterle. Allora bisogna tirare via tutta questa benedetta burocrazia, ingegneri che non capiscono niente. Allora se deve fare, fa 11 ingegneri, non 4, perché non saranno mai d'accordo. Questo è il problema. E il problema è per tutto.
Grazie Nino. Grazie Rossi. Due argomenti, il primo l'europeo, che quando il signor Nino ha detto il popolo non decide, sono le lobby a dettare l'agenda, e poi la seconda parte torniamo in qualche maniera a Barcola con l'esigenza di sì ricostruire ma anche di preservare ciò che si è ricostruito, se no sembra essere lavoro vanificato. Prego. Di fatto l'Unione Europea nasce con un vulnus democratico, abbiamo di fatto una commissione di gente non eletta ma scelta dai governi, quindi in un'elezione di terzo grado, e un Parlamento che quello che può fare è soltanto eventualmente bloccare le direttive portate avanti dalla Commissione, quindi il Parlamento non ha potere legislativo, ma eventualmente soltanto di dire sì o no, e scegliere a maggioranza il Presidente della Commissione Europea, che adesso è la von der Leyen, dicono che addirittura adesso si parla di Draghi. Ovviamente sì, l'europarlamentare, in quel mare di europarlamentari che sono la maggior parte tutti corrotti a regola, diciamo a norma di legge, io la dico così perché poi alla fine ricevono tutti i finanziamenti più o meno trasparenti, ogni tanto parte qualche arresto, qualche inchiesta, e quindi anche quello è un tema, cioè liberare la politica dai finanziamenti privati. Per me bisognerebbe tornare al modello di finanziamento pubblico, proprio per garantire quella libertà al parlamentare. Io personalmente non ricevo finanziamenti, faccio politica dal basso come tanti sanno, e quindi sono una persona libera, e sicuramente se mi trovassi lì non dovrei rispondere a nessun signore. La questione della corruzione nel Parlamento europeo l'abbiamo visto anche sui trattati sanitari, sugli accordi sui vaccini in tema Covid, tant'è che è notizia di questi giorni che proprio AstraZeneca ritira il siero sperimentale, proprio adesso che doveva fornire invece le informazioni sugli effetti collaterali avversi che stanno mietendo vittime e poi tante problematiche nella popolazione. La verità sta venendo a galla con forza, quella che io insieme ai Liberi abbiamo denunciato fin da subito sull'inganno della pandemenza Covid, come mi piace chiamarla a me, perché io non ci ho mai creduto. Lo dicono i numeri, anche i numeri a cui ho fatto accesso atti da consigliere, perché io ho chiesto i morti degli ultimi 20 anni e nessun dato mi giustifica una pandemia. La pandemia a Trieste e in Italia non c'è mai stata, è semplicemente stata un'emergenza costruita con la paura, con la disinformazione, e poi abbiamo visto l'obiettivo qual era. Era il controllo sulla popolazione e poi questi appalti miliardari sui vaccini che hanno toccato anche i familiari della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. C'è un'inchiesta aperta a riguardo, quindi capite che è fondamentale liberarci poi anche dalla corruzione, dalla burocrazia e da questa istituzione che è lontanissima dai cittadini, e da quando siamo entrati dentro soprattutto l'Eurozona, quando il governo Prodi nel 98 ci portò dentro l'Eurozona, anche Prodi, che in questi giorni, mi pare ieri fosse a Gorizia, sì. C'è un'intervista che fece qualche anno fa, che me la sono anche salvata, nel 2014 alla 7, e disse chiaramente: per entrare nell'euro abbiamo svalutato la lira rispetto al marco tedesco del 600%. Ecco, grandissimo affare che ci hanno fatto questi politicanti, che continuano anche a metter becco in questa campagna elettorale, come Prodi, al posto di ritirarsi e non farsi più vedere, perché hanno distrutto il nostro paese, hanno svenduto il nostro paese e hanno fatto soltanto danni che paghiamo noi giovani, cioè io lo dico anche da partita IVA, libero professionista, che fa veramente fatica ad andare avanti in un paese pieno di burocrazia, un paese che fanno una misura, pensano una misura buona, magari come era il 110, la trasformano in una truffa colossale, e un ulteriore problema. Cioè qua ogni volta che si fa qualcosa poi sappiamo quali sono le conseguenze. Poi stiamo dentro questa, diciamo, questa truffa del debito pubblico, che non è di fatto che generato da il prestito di moneta generata dal nulla, stampata dentro la BCE e prestata a debito agli stati. Quindi noi non ci libereremo mai dal debito pubblico, dobbiamo soltanto cancellarlo. Lo possiamo detestare,
ma per poterlo fare dobbiamo tornare a essere una nazione e un popolo sovrano, che non lo siamo, siamo schiavi di queste istituzioni in mano a degli oligarchi che finanziano poi, come abbiamo visto, gli europarlamentari. Notizia anche recente, la Schlein e altri 2 o 3 candidati del PD ricevono soldi da Soros tramite le loro fondazioni politiche. È ovvio che loro risponderanno ad altre agende, porteranno avanti l'agenda 2030, l'agenda gender e tutto quello che l'elite vuole. Allora Rossi, dobbiamo nuovamente andare in pubblicità, poi ritorneremo e fino alle 10 sempre in sua compagnia tratteremo altri argomenti, ma anche legati, se vuole, alla questione europea, quindi nuova interruzione e ci vediamo tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta, buongiorno di nuovo a tutti e a Ugo Rossi che è con noi collegato, consigliere comunale di Insieme Liberi, candidato alle elezioni europee con la lista Libertà. Una breve notizia di un comunicato che ha divulgato il comune di Trieste: c'è stata un'azione congiunta tra polizia locale e ATER contro le occupazioni abusive. A Borgo San Sergio recuperati e messi in sicurezza una decina di alloggi, denunciati 2 uomini per occupazione e danneggiamento. Questo è nell'opera della polizia locale a contrasto del cosiddetto abusivismo. Sentiamo una telefonata, poi con Rossi continueremo sugli argomenti. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Buongiorno Daniela, allora, ci dica. Cercherò di essere breve, avrei tante cose da dire, ma so che lo spazio è quello e cercherò di essere breve. Va bene. Allora, innanzitutto sono d'accordo su tutto quello che dice il signor Rossi, lo chiamo il signor Rossi, mi viene bei giovane, ma lo chiamo comunque il signor Rossi per rispetto. Certo. Poi volevo dire anche a quelli che ascoltano, questo qua è una cosa mia personale, mi chiedo se la gente si sta accorgendo che noi eravamo nel periodo col PD, poi adesso siamo con Fratelli d'Italia, ci dicono perché non avete fiducia nella politica, ma io sinceramente per quello che sto vedendo, quello che è successo con la signora Santanchè, quello che sta succedendo adesso con Totti, non mi permetto di dire nulla perché non ci sono ancora le prove, però non mi sembra che la gente può avere tanta, fiducia in questi personaggi. Inoltre volevo anche dire al signor Rossi che io sono una delle tante che siamo andati in comune a far protocollare praticamente la lettera al sindaco per il problema del 5G, perché secondo me, siccome non ci sono gli studi e non è venuto nessuno a dirci se fa male, se fa bene, io ho portato documentazione insieme alla lettera al sindaco dove ci sono vari studi e non studi così messi campati per aria che il 5G fa male. Siccome secondo me questo mi sembra più, mi scusi se mi permetto, un trattamento, un TSO, perché se noi siamo obbligati a subire questo senza nessuna prova scientifica che ci assicuri che non fa male, per me non è giusto. E poi non penso che gli altri 8 sindaci che si trovano adesso, non mi ricordo, in vari parti d'Italia, tra cui Dobbiaco, nel Trentino Alto Adige e altri posti, hanno messo in dubbio tutto questo. So che non c'è stata neanche una discussione, che l'ha scritto proprio lui perché io lo seguo, su questo. Mi chiedo dove andremo a finire, visto che non siamo più liberi di fare niente, a parte i vaccini e tutto quanto. Io lo seguo da quando lui faceva parte anche del Movimento 3B e ho trovato sempre che ha dei ragionamenti molto validi, perché lui porta anche delle prove, non è una persona che dice cose campate in aria. Però quello che mi preoccupa sono proprio i cittadini che non si interessano e non si informano e vanno là, votano il meno peggio. Io penso che ogni tanto bisognerebbe avere il coraggio di cambiare, cioè nel senso non è che esiste il Partito Democratico e Fratelli d'Italia e non c'è altro. Dovrebbero informarsi, leggere di più, guardare cosa propongono gli altri, andare fuori dall'Unione Europea naturalmente sarebbe il massimo. E ancora una cosa, e poi chiudo. Prego. Proprio poco tempo fa, lei non si ricorderà ma c'era lei, e un suo ospite, io ho fatto lo stesso discorso sul debito pubblico, uguale identico al signor Rossi. E mi è stato detto che io sono, non che sono una mezza pazza, però che non è vero. Allora mi chiedo, dovrei rivolgermi a questo suo ospite e dirgli perché mi ha risposto così? Lascio perdere perché so che comunque poi se uno vuole aver ragione non c'è ragione di farglielo capire. Però volevo ricordarle questo e non me la prendo con lei. No, ci mancherebbe, però signora, ho questo capito. discorso l'ho fatto. Ecco, e quindi volevo far sapere agli altri, siccome poi naturalmente la gente ascolta anche delle risposte sbagliate, che si informino prima di
ascoltare tutte le risposte. La ringrazio e buona giornata a tutti e due. Grazie signora Daniela. C'è da dire che effettivamente, almeno nella quella che è stata la prima frase che ha pronunciato, cioè che la gente non ha fiducia nella politica, politica parliamo a tutto tondo, perché gli esempi che abbiamo a livello centrale non stanno lanciando quel messaggio di fiducia, e ovviamente, come insomma anche Rossi immagino condividerà, fino all'ultimo grado di giudizio c'è sempre la presunzione di innocenza. Quindi il caso Toti, il caso Santanchè, problematiche attorno a Fassino, o che siano anche quelle che riguardano altri esponenti politici nazionali, fin tanto che non arriva poi una sentenza definitiva, insomma si parla, e ovviamente se ci sono delle inchieste qualcosa ci deve essere stato, perché non è che nascono le inchieste dal nulla solitamente, però è chiaro che il messaggio mediatico che si dà alla gente, agli elettori, e di una politica che fa gli interessi e poi invece si fa i propri interessi, non è un buon messaggio. Su questo penso che ci sia un'ampia condivisione. Rossi, se vuole rispondere alla signora Daniela sui vari temi e i vari punti che ha sottolineato. Beh, sicuramente subendo anch'io una certa persecuzione giudiziaria, avendo 15 procedimenti aperti, e sono garantista perché lo provo in prima persona, però ci sono anche, diciamo, delle situazioni diverse. Io non ricevo finanziamenti e non ho mai, diciamo, poi non è il caso Toti, però in generale nella politica degli ultimi anni, soprattutto fino a quando non si fa in Italia una vera legge contro la corruzione, il conflitto di interessi, e ripeto, fino a quando non si torna al finanziamento pubblico ai partiti e si permette il finanziamento privato, succederà sempre di più questo, perché è ovvio che diventa anche il limite invalicabile, il limite rosso del fatto: io ricevo un finanziamento, poi magari capita che quell'imprenditore mi ha finanziato riceve un favore, è molto sottile la cosa. Vabbè, chiudo questa parentesi. Tornando alle questioni sollevate dalla signora, che ringrazio, sulla questione 5G e aumento limiti dell'elettrosmog, il governo qualche mese fa, a fine 2023, nel decreto mercato e concorrenza 2022, ha inserito l'aumento dei limiti dell'elettrosmog, innalzandoli da 15 volt per metro a 60 volt per metro, oltre anche altri parametri come il campo magnetico, eccetera. C'erano 120 giorni di tempo per discutere la cosa in conferenza Stato-Regioni, quindi anche i comuni potevano dire la loro tramite l'ANCI. Il punto è che io ho presentato subito una mozione urgente, mi è stata bocciata l'urgenza all'epoca, nonostante qualche anche consigliere di maggioranza era d'accordo sulla cosa, perché bisognava approfondirla in commissione. La mozione è andata in commissione si è discussa, però quasi nessuno ha detto un granché, e ovviamente dopo si va in consiglio comunale una volta che la mozione è andata in commissione, solo che in consiglio comunale stiamo ancora aspettando di discutere mozioni presentate 2 anni fa. Ad esempio c'è una mozione sull'apertura di uno sportello per segnalare gli effetti collaterali avversi del serogenico sperimentale Covid, che sarebbe una cosa importante visto le tematiche che stanno uscendo fuori ad oggi. Sulla questione 5G poi succede cosa? Che ogni consiglio comunale a un certo punto si fanno le 21, le 21:30, alle 10 di sera, un consigliere comunale di maggioranza si alza in piedi, fa mozione d'ordine perché siamo troppo stanchi e chiude i lavori del consiglio. Dopo, ad esempio, l'ultimo consiglio comunale, che la mia intenzione era quella di fare una mozione d'ordine per chiedere l'anticipo della discussione sulla mozione urgente che avevo presentato qualche mese fa sull'aumento dei limiti, solo che quel consiglio comunale si è perso 2 ore nelle solite diatribe fascismo, antifascismo, cioè veramente un pollaio quel consiglio comunale. Per questo poi la gente non viene a vedere le sedute del consiglio comunale, non le segue da casa, perché ogni volta è una continua perdita di tempo. Veramente, tante volte mi dice, ma mi viene da pensare, ma cosa sto a fare qui dentro? Se perdiamo soltanto tempo, sembra di essere all'asilo con dei bambini che litigano su cose che non interessano ai cittadini. E ai cittadini non interessa del fascismo antifascismo, ai cittadini interessano dare delle soluzioni, che la politica si occupi della salute dei cittadini. E quindi è stato vergognoso l'ultimo consiglio comunale quando io ho fatto presente
ragazzi, guarda che tra 2 o 3 giorni scadono i termini dei 120 giorni della conferenza Stato-Regioni, ci sono già altri comuni in giro per l'Italia, soprattutto nel Trentino Alto Adige, che si stanno opponendo a questo aumento dei limiti. Volevo chiedere l'anticipo della discussione di questa mozione e quindi mi sono opposto alla chiusura dei lavori, però lì nessuno mi ha ascoltato, ma andando contro anche la loro stessa salute, contro la salute dei propri figli. I consiglieri di maggioranza hanno chiuso i lavori del Consiglio, mentre quelli di opposizione si erano tutti usciti perché erano andati nella solita diatriba fascista-antifascista. Ecco, questo è il pollaio del Consiglio Comunale di Trieste, per questo la gente poi non vota o comunque non partecipa, perché non ci si occupa di cosa invece interessa il cittadino, come la signora ha chiamato, perché interessa sapere della propria salute, di quello che creano questi campi elettromagnetici, perché aumentando i limiti da 15 a 60 volt per metro, già con la normativa modificata, perché non è più come un tempo che il calcolo si faceva, il monitoraggio sui 6 minuti, adesso si fa sulle 24 ore, quindi i picchi erano già spalmati. E adesso con 60 volt per metro vuol dire che avremo picchi anche di 100 volt per metro, 120 volt per metro, che creano comunque danni alla salute. Ci sono sempre più cittadini elettrosensibili e questo è un problema da affrontare. Problemi del sonno, chi vive vicino a certe antenne veramente sta avendo problemi, e l'avrà sempre di più. Allora Rossi, andiamo a la politica non si occupa di quello che interessa ai cittadini, per questo c'è questa disaffezione. Io sto cercando invece di portare una politica diversa e nuova nell'istituzione già da anni, ma soprattutto libera da conflitti di interesse, perché questa operazione dell'aumento dei limiti è stata un'operazione fatta da un senatore di Fratelli d'Italia con un emendamento che di fatto serve alle lobby delle telecomunicazioni per risparmiare miliardi di euro. Andiamo a sentire assieme un'altra telefonata. Rossi, buongiorno. Buongiorno, sono Alessandro da Trieste, ho 47 anni. Volevo ringraziare il signor Rossi e sarei molto felice se ce ne fossero tanti di più di politici come il signor Rossi, in cui devo dire ha pienamente ragione su tutto il suo discorso che ha fatto dell'Unione Europea. Basti pensare che è una cosa molto semplice: quando uno Stato perde la propria moneta sovrana, basta, ha finito di vivere. Infatti noi siamo schiavi dell'Unione Europea. Come ha detto prima, il nostro debito non finirà mai, perché dobbiamo dei soldi a degli strozzini, soldi che non esistono. E in più è facile vedere come si comportano i nostri politici già nel nostro piccolo, come ha detto prima nel Consiglio Comunale, quando voleva parlare di una cosa molto importante che riguarda la salute dei nostri figli, perché io penso in primis ai nostri figli, perché io ho questo 50 anni ormai i nostri l'abbiamo fatto, preferiscono i soldi piuttosto che la salute dei propri figli. In più mi viene da dire un'altra cosa, prima ha parlato del caro Prodi, no? Del signor Prodi, che ha chiaramente detto che è servo dell'Unione Europea. Purtroppo adesso a Gorizia c'è la gente che lo applaudiva, perciò io mi dispiace molto dire al caro Rossi che purtroppo abbiamo perso. Perché se ci guardiamo intorno e vediamo che la gente, nonostante tutto quello che si vede, si sa, continua a seguire questa gente, per me non abbiamo futuro. Un ringraziamento ancora al signor Rossi e ancora ce ne vorrebbero tanti come te. Grazie Alessandro. Rossi, se vuole dire due parole su questa mail. Il mio appello è quello di non demordere, di credere nella politica e tornarci a credere e soprattutto dar fiducia a persone, ecco, se c'è questo riconoscimento, che sono libere, perché poi questo voto europeo sarà fondamentale anche per la questione della pace, dell'esercito. Infatti vogliono portare avanti il piano degli Stati Uniti d'Europa. Non è un caso che si presenta una lista Stati Uniti d'Europa, da anni ne parlano, vogliono col discorso del debito comune e quindi di fare questo super Stato europeo, portano avanti certi piani, come ad esempio anche il discorso dell'esercito comune. La Moretti, come avevo detto all'apertura del mio intervento, qualche giorno fa ha parlato di
costituente, queste elezioni europee saranno una costituente per esercito comune, quindi sarà fondamentale, andate a votare e scegliete persone libere che sono per la pace. Nella lista Libertà noi portiamo avanti questa tematica con forza, come portiamo avanti con forza la tematica anche nel manifesto comune della libertà di scelta, di opporci al trattato pandemico e ai regolamenti sanitari dell'OMS che stanno portando avanti in segreto, e che poi anche il Parlamento europeo dovrà esprimersi su questi regolamenti sanitari, e quindi più persone libere ci saranno e più potremmo opporci a queste misure. C'è addirittura Monti, no, perché tutte queste vecchie mummie che hanno distrutto il paese, Monti, Prodi, adesso stanno parlando e continuano a parlare di, praticamente anche Prodi, di mandare le truppe al fronte. Cioè, questi qua sono diventati dei guerrafondai. Cioè, dopo aver eseguito gli ordini che hanno di fatto schiavizzato sempre di più il nostro paese, ad oggi sono dei guerrafondai. E noi dobbiamo in qualche modo cioè veramente avere delle persone libere dentro quell'istituzione per opporci, perché se facciamo squadra anche con altri partiti di altri stati, ad esempio io sono stato contattato da un partito svedese che le pensa come noi su tutte le battaglie, se dovessimo riuscire ad entrare a fare un gruppo europeo tra diciamo realtà che sono per distruggere questa Unione Europea, quindi tornare ai stati sovrani, per opporsi alla guerra, perché questa è una guerra della NATO. Ma è possibile secondo lei riuscire a riunire queste, diciamo, realtà nazionali come Libertà e come questa svedese che menzionava e altre nel giro dei paesi? Beh, ci sono altre liste con cui siamo in contatto che si presenteranno, ad esempio in Spagna, Giustizia Europa, poi ci sono anche, comunque vedo anche in Germania, ci sono dei partiti, in Austria che sono sempre più scettici, addirittura l'AfD, che è alleato della Lega, propongono un referendum in Germania per uscire dall'Unione Europea e dall'euro. E così anche in Bulgaria ci sono tante realtà che se dovessero eleggere uno o più europarlamentari potremmo fare come fece all'epoca Farage e 5 Stelle quando ancora erano per uscire dall'Unione Europea, poi hanno tradito, ma comunque un gruppo europeo che è per la pace, per la sovranità nazionale e per abbattere e demolire questa istituzione che è una istituzione antidemocratica in mano a delle lobby di potere. È importante che sono felice che i cittadini, sempre più cittadini, sono consapevoli sulla truffa del debito, sulla truffa della moneta, perché lì partono tutti i problemi, cioè il nocciolo di tutti i problemi dei cittadini sono questi, e loro continuano a mettere sempre più catene con il fiscal compact, con il pareggio di bilancio che ha inserito in Costituzione proprio il governo Monti nel 2012, quando ci fu quel golpe politico che ci imposero un governo tecnico, e quindi è sempre stato, cioè stiamo andando verso il baratro, ma ci stanno portando loro. È importante che i cittadini aprano gli occhi su certe tematiche, perché la prima cosa da risolvere è proprio la sovranità monetaria. Fino a quando noi non battiamo moneta libera del popolo, come addirittura fece Aldo Moro, ed è uno dei motivi perché lo uccisero, perché il governo Moro nel 73 emise moneta libera di Stato, ce l'ho anche di là, magari dopo nella pausa la potrei anche far vedere. Quello era un biglietto di Stato stampato dalla Repubblica Italiana. Non, se voi prendete la banconota da 50 euro, da 20 euro, vedete un bollino col copyright e c'è scritto BCE. La BCE è una banca privata che fa capo comunque a tutta quell'oligarchia di potere, quei banchieri che da secoli stampano la moneta e la prestano agli stati e orchestrano tutti i loro piani, perché ci stanno portando verso gli Stati Uniti d'Europa, che è una tappa intermedia, per poi arrivare al nuovo ordine mondiale, quindi il governo unico mondiale. E per questo c'è anche la guerra in corso, perché Putin invece porta avanti un altro modello che è il multipolarismo, che va contro i piani di questa elite, invece che vuole un unico governo mondiale unipolare, e quindi lo stanno accerchiando la Russia da anni, mettendo basi in NATO, biolaboratori in Ucraina e portando eventi di guerra sempre più vicini al fronte russo. È ovvio che la Russia risponde e cerca di tutelarsi. Rossi, volevo leggerle una domanda. Negli ultimi anni. Mi scusi se l'ho interrotta, volevo leggere una domanda che arriva da casa, abbiamo anche una telefonata. Allora, sentiamo prima chi è in linea, così non attende molto, poi le leggo la mail di chi ci scrive. Buongiorno. Buongiorno, posso dire una mia opinione? Sì, signora, prego. No, volevo dirle, con questa storia di queste onde magnetiche, da quando
installato qui la casa in faccia a me, i miei elettrodomestici vanno in tilt. Mi scusi, le hanno installato un'antenna vicino a casa? L'antenna, diciamo, non so, un grattacielo che è parecchio vicino alle scuole praticamente. Questo mio strettamente il frigorifero, anche un stanotte ho dovuto alzarmi, spegnerlo perché comincia ad andare avanti come che fosse un motore forte e devo staccarlo addirittura. Ok. E influisce sugli elettrodomestici, ma non soltanto, ma anche sulle persone, perché tutto il momento a me comincia ad avere dei mali di testa pazzeschi. Ok. Va bene, signora, tante grazie. Cose sarebbe io non ho il tempo, neanche lei, però sulle vaccinazioni vediamo le porcherie che stanno facendo. Io dico che il popolo italiano è addormentato e lo ringrazio. Grazie signora. Grazie a lei. Grazie. Rossi, volevo, tanto le regole mail che le avevo detto prima, gentile consigliere, come si possono ottenere informazioni circa la situazione del cantiere di via Frausine, che dopo tanto impeto distruttivo ora è congelato? Che fine farà il pozzo, altri reperti archeologici se dovessero essere trovati? La tutela dei reperti sembra essere alla mercé degli interessi di cantiere, scrive Marco, che ringrazia per un'eventuale risposta. Beh, lì comunque il tema della quarta o sesta commissione, quindi cerchiamo di fare chiarezza all'interno delle commissioni consigliari a riguardo, e sono state anche presentate anche delle interrogazioni da dei colleghi dell'opposizione, quindi faremo gli approfondimenti quando ci sarà la commissione. Stiamo già muovendo per far chiarezza all'interno delle commissioni. Le chiedo io invece questo, un po' sentendo dall'inizio del suo intervento, dalle 9 fino ad adesso, quelle che sono le caratteristiche della vostra candidatura, mi viene da dire richiesta di pace, libertà di scelta, che l'Italia esca, diciamo, da questo tipo di Europa e che si impossessi di una sovranità nazionale declinata nella moneta. Cosa dimentico se dobbiamo riassumere libertà e la politica che vuole portare proprio in Europa? Beh, una politica libera proprio da questi conflitti di interesse, da queste lobby di potere che praticamente hanno sostituito la politica con dei burattini finanziati che eseguono gli ordini e che poi attuano dei piani, delle agende come l'agenda 2030, questa agenda green che ci impone delle direttive che i cittadini non vogliono. Anche io lo dico da professionista, no? Prima si è parlato di burocrazia. Io dopo 4 anni di partita IVA che ho aperto, da giovane partita IVA, veramente mi viene voglia di chiuderla, perché un ingegnere oggi è diventato un burocrate, come anche col 110, ti fanno passare la voglia di lavorare. E queste sono tutte delle direttive che servono semplicemente a occuparsi di cose che i cittadini vogliono occuparsi vogliono risposte sulla salute, sui servizi al cittadino, vogliono pagare meno tasse, vogliono avere meno burocrazia, invece qua fanno tutto l'opposto. L'Unione Europea veramente ci impone queste direttive, come la Bolkestein, che adesso il Consiglio di Stato con l'ultima sentenza ha detto chiaramente che bisogna togliere le concessioni agli ambulanti, ai balneari, c'è anche il problema dei taxisti, quindi le licenze, questo è uno degli obiettivi della nostra azione politica, quindi portare la libertà politica dentro le istituzioni, proprio per ripulirci da questi conflitti di interesse che poi impongono delle agende. Il discorso anche dell'elettrosmog che sta venendo fuori con forza, perché poi i cittadini hanno problemi anche sulla propria salute. Ecco, anche lì noi nel manifesto comune siamo contro questa iperdigitalizzazione delle nostre vite. Chi la chiede questa intelligenza artificiale? Cioè, chi la vuole il 5G? Abbiamo bisogno del 5G o di tutta questa tecnologia nella nostra vita? Perché l'obiettivo è quello di praticamente controllare tutto, quindi devono sapere i nostri spostamenti, l'abbiamo già visto col Green Pass e stanno già lavorando al Green Pass globale, perché già hanno annunciato un'altra finta pandemia che partirà tra fine 2024 e 2025. Io a casa ho dei documenti della Rockefeller Foundation che già 5-6 anni fa parlavano di una nuova pandemia di SPARS tra il 2025 e il 2028. La stanno preparando, se no non starebbero ragionando a Ginevra del trattato pandemico nuovo dell'OMS, che l'obiettivo è quello di prendersi ulteriori brandelli di sovranità, tant'è che parlano di
cessioni di sovranità all'OMS in ambito sanitario. Abbiamo già visto i danni che hanno fatto in questi 3 anni e noi continuiamo ad andare avanti su questa strada, quindi sarà fondamentale opporci con la libertà che abbiamo contro tutte queste vessazioni, contro questi piani dell'elite che vanno verso un controllo assoluto sull'umanità. Poi stiamo vedendo anche su tanti ambiti della nostra vita come riescono a influire, ma fino a quando abbiamo politici che hanno delle fondazioni politiche che ricevono finanziamenti dall'industria delle armi, da Soros che vuole portare avanti il gender, no? Tutta l'agenda del discorso che non esiste uomo e donna, ma si può essere fluidi, si può essere anche gatti spaziali. Cioè questi sono lavaggi del cervello che stanno facendo ai giovani dentro le scuole ed è una vergogna. E grazie a dei politici che sono finanziati da questi oligarchi, che in Europa sono chiamati filantropi, no? Quelli come Soros, invece i nemici russi vengono chiamati oligarchi e si blocca la nave al largo del porto di Trieste, che stiamo pagando 1 milione di euro per tenere ferma una nave al largo. Però loro sono oligarchi mentre i nostri sono filantropi. Poi ci sono stati come ad esempio l'Austria dove Soros non può mettere nemmeno piede, giustamente, invece qua in Italia gli si dà la laurea honorem a Bologna. Ecco, queste sono le contraddizioni contro cui ci combattiamo. I temi sono questi, i temi chiave, quindi la pace, la libertà di scelta, il contrasto all'OMS, al trattato pandemico, ai regolamenti sanitari, e poi l'uscita da questa istituzione. Ovvio che non possiamo vendere fumo e dire adesso queste elezioni europee, anche se avessimo il 50%, non puoi uscire entrando dentro il Parlamento europeo. Il modo per uscire è avere una maggioranza politica parlamentare, ad esempio quella che c'era nel 2018 con Lega 5 Stelle, poi hanno tradito, ma loro avevano l'impegno di uscire dall'Unione Europea e riscattare la sovranità nazionale, tant'è che io mi sono opposto a quel tradimento e sono stato espulso da Di Maio in persona dal 5 Stelle, perché è stato un tradimento colossale. Però non mi arrendo, non ci arrendiamo e stiamo continuando a portare avanti queste battaglie. C'è anche con noi l'avvocato Marco Mori, tra l'altro oggi a Trieste saremo in Piazza della Borsa alle 18:30, ci sarà Francesco Amodeo, Marco Mori, che anche loro sono candidati con me, ci sarà Sara Cugnal, e parleranno proprio di queste tematiche, di quanto per noi è fondamentale uscire dall'Unione Europea, ma lo possiamo fare adesso entrando in Europa come fece Farage, creando quella poi massa critica nazionale alle prossime politiche e quindi arrivare a una maggioranza politica che possa uscire dall'Unione Europea e dall'euro e da tutte queste sovrastrutture di potere, liberarci anche dalla NATO. Cioè, ad oggi l'Italia, da quando è stata praticamente persa la guerra, è una colonia della NATO, degli americani, tant'è che abbiamo le basi nucleari, ad Aviano abbiamo anche le testate nucleari. Ecco, Rossi, parliamo di Trieste, che addirittura per il trattato di pace dovrebbe essere demilitarizzata e neutrale, e invece ogni tot vengono le portaerei nucleari americane a farci visita. Rossi, devo salutarla perché siamo arrivati alle 10 e dobbiamo chiudere. Grazie per essere stato collegato con noi, ci risentiremo per le prossime giornate. Buona giornata a lei, buon lavoro, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti anche questa mattina. Ci rivediamo domani mattina, arrivederci.